Allora, buongiorno a tutti quanti, grazie della vostra presenza in questo sabato di estate. Va bene che tra Biella e Pettinengo abbiamo uno scarto di 3-4 gradi di temperatura, per cui siamo favoriti da questo. Il convegno che facciamo oggi è un convegno importante perché è un convegno di sinergia. Abbiamo nominato come direttore scientifico di questo convegno la professoressa Lelia Zangrossi, che ha accettato l'incarico e alla quale fra mezzo minuto affido subito la parola per la gestione, ringraziando il sindaco per la sua presenza in modo ufficiale a rappresentare la comunità, che oggi è espressa dalle associazioni che hanno organizzato questi 2 giorni importanti per questo territorio. Lascio la parola alla professoressa Zangrossi. Signori, buongiorno, grazie di essere qui. Per me è un onore trovarmi in questa veste perché ritengo che questo convegno è particolarmente importante. Vorrei dare la parola a questo punto al sindaco per un saluto. Prego. Buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere qua. 2 giorni molto importanti per l'attività culturale delle associazioni e della nostra comunità. Ringrazio in primis, oltre a voi, le associazioni. Non è una cosa solita vedere 3-4 associazioni in rete per l'organizzazione degli eventi culturali nel nostro paese. Speriamo che questo avvenga in maniera sempre più continua e auguro a tutti un buon viaggio alla scoperta delle nostre radici. E buona giornata a tutti. Grazie. Bene, direi che possiamo incominciare. Vorrei brevemente presentare il primo gruppo di relatori. Scusate, devo togliere gli occhiali. Allora, il dottor Marco Zaccarelli, dottor Samuel Piana, scusami, sto presentando in ordine cronologico. La so il nome? Mi sta già rimproverando, Fra professori capitano queste cose, che c'è sempre quello che... Allora, poi Marcello Vaudano, Marta, adesso il cognome me l'ha fatto perdere, Prione, dice di aver ragione, e poi Alessandro Zolt. Prenderanno la parola per primo Marco Zaccarelli e Samuel Piana. Dottor Zaccarelli, a lei. Buongiorno a tutti. Molto velocemente, perché in realtà noi presentiamo, io e Samuel presentiamo la realtà di Radici Piemontesi e del progetto Italea. Radici Piemontesi è un ETS che è nata l'anno scorso perché abbiamo vinto un bando di idee del MAECI, del Ministero degli Affari Esteri, lanciato in occasione dell'anno delle radici, e questo bando di idee ha portato alla selezione di un gruppo per ogni regione, quindi una rete di 20 ETS che si sono poi formate per sviluppare progetti nell'ambito del turismo alle radici, della valorizzazione dei territori, del rapporto e del supporto alle comunità nel rapporto con le comunità degli emigrati, degli italodiscendenti, nel nostro caso dei piemontesi discendenti, perché l'entità degli italodiscendenti che si calcola nel mondo varia tra i 60 e gli 80 milioni a seconda di come si fanno i conteggi. In Sud America ce n'è una buona metà, perché parliamo solo in Argentina, sono più di 20 milioni, circa anche in Brasile. I discendenti piemontesi nel mondo sono si calcolano in circa 4 milioni. È una cosa diversa dal registro dell'AIRE, cioè dei residenti all'estero, perché il registro dell'AIRE riporta circa 300.000 piemontesi, un po' più che 300.000 piemontesi.
che sono i cittadini e le persone che risiedono all'estero per più di 6 mesi, mentre il discorso dell'anno delle radici si rivolge ai discendenti, alle seconde, terze, quarte generazioni dei migranti piemontesi. Successivamente è nato il progetto Italea.com, che è il logo che il Ministero degli Esteri ha dato a tutto il progetto. Voi potete andare a vedere Italea.com, il sito, che riporta al suo interno la presenza di tutti i gruppi regionali. Quindi all'interno del sito Italea.com troverete italeapiemonte.com, dove sono riportati degli itinerari, delle attività, dei laboratori destinati ai territori e ai viaggiatori e radici. A questo riguardo è assolutamente necessario il rapporto con i territori e con le realtà dei territori, perché gli itinerari che abbiamo sviluppato e che stiamo sviluppando sono itinerari non commerciali, sono racconti del territorio, quindi sono itinerari di un giorno che possono essere poi messi assieme per creare percorsi più lunghi che raccontano il territorio e i suoi aspetti. Quindi in questo caso siamo assolutamente aperti e disponibili a ricevere informazioni e materiali dai comuni che conoscono meglio di tutti i propri territori. La parte, diciamo, commerciale, che è gestita come Monte, riguarda invece Italia Card, che è uno spazio all'interno del sito dove le realtà commerciali del territorio, quindi le aziende, le aziende agricole, le cantine, gli alberghi, gli artigiani, eccetera, eccetera, possono iscriversi presentando la loro attività, descrivendola ai viaggiatori delle radici. Usiamo il termine viaggiatori delle radici e non turisti, immaginando le persone che appunto tornano per visitare o per conoscere i posti da cui sono partiti i propri nonni o bisnonni. Quindi hanno un'attenzione diversa dal turista, è un viaggio particolare, un viaggio più personale, più intimo, possiamo dire. La cosa importante di Italea come sito e anche di Italea Card è che in realtà è un sito rivolto all'estero, quindi è un sito dove i materiali vengono tradotti in più lingue, quindi per adesso c'è inglese, francese, spagnolo e portoghese, ed è un'attività che svolgiamo noi in questo caso, per cui chiunque acceda al sito e presenti la propria attività viene poi accompagnato nella registrazione della sua offerta, diciamo, della presentazione della sua attività. Questo per la parte, diciamo, operativa, poi Samuel approfondirà sul discorso viaggiatori delle radici e turismo delle radici. Quello che volevo sottolineare, poi ci sarà occasione di parlarne nella mattinata e anche dopo, è proprio l'importanza del rapporto con i territori. Cioè noi come struttura siamo 1/20 di una struttura nazionale, perché ogni regione ha un gruppo simile al nostro che opera con gli stessi intenti, e quindi la nostra disponibilità è il supporto alle necessità e ai progetti locali, come è successo con Battista, come è successo in altri comuni, ed è una cosa che si sta avviando, perché forse l'ultima precisazione che voglio fare è: si parla di anno delle radici, può sembrare strano perché siamo ad agosto, l'anno delle radici finisce tra 4 mesi, in realtà non è così. Quest'anno è un avvio, questo progetto è un avvio, quindi non è che al 1° di gennaio non esista più. Continuerà, tenendo anche conto che ad esempio un altro anno è il Giubileo,
quindi non è che smettano i flussi turistici. Lo scopo è quello di prestare, dare attenzione e sviluppare una fascia particolare di turismo, quello più di viaggio, quello più locale, che permette di sviluppare al massimo il rapporto tra chi arriva e la comunità che lo accoglie. Adesso passo la parola a Samuel per il proseguio. Grazie. Abbiamo parlato di turista delle radici, ma chi è fondamentalmente? È una persona che spesso noi pensiamo essere semplicemente l'oriundo, cioè quello che è partito da un paese ed è andato in Argentina piuttosto che in altre realtà e a cercare fortuna, no? Come si suol dire. In realtà questa è solo una parte. Pensiamo che moltissimi dei nostri oriundi hanno figli, nipoti che non sono mai venuti nel paese di origine del padre o del nonno del trisavolo. In questo momento solo a livello progettuale abbiamo sono dati molto generici perché sono ancora in progress, circa 400 richieste arrivate nel giro di un mese e mezzo relative alla riscoperta dei territori. E rispetto alle altre forme di turismo abbiamo un'opportunità incredibile, ovvero queste persone sono partite dai piccoli paesi, che non sono quelli da cartina o da cartolina, sono quei paesi dove si era partiti magari per fame o si era partiti perché si cercava una vita migliore, e però è rimasta quella radice, quel senso, no? Per cui non è assolutamente fuori luogo pensare al turista delle radici che come prima meta va al cimitero del paese. È una delle prime cose che fa il turista, e vi assicuro in questi primi giri che abbiamo fatto con i turisti delle radici è un'emozione fortissima, perché a quel punto vedi proprio che si estraniano dal momento generale che stanno vivendo per entrare in fortissima sintonia. Infatti qui vi ho messo proprio 2 frasi. Mi sembrava che mia nonna fosse con me mentre guardavo la chiesa di cui mi parlava. Addirittura abbiamo nel sud Italia alcune situazioni dove alcune persone hanno avuto forti mancamenti nel momento in cui sono arrivati nell'area dove vivevano i loro genitori o i loro parenti più stretti. Il turismo delle radici è anche altro, ovvero spesso noi ragioniamo sul turismo genealogico, ovvero voglio ricostruire l'albero genealogico, è solo una parte del turismo delle radici. Come per l'Italia questo turismo delle radici se ne è sentito parlare solo in questi ultimi anni, dal 2018 in poi, perché prima si faceva un errore statistico, ma lo hanno fatto a livelli nazionali, come la Banca d'Italia piuttosto che la stessa Enit, che chiamava questi turisti delle radici i visita parenti ed amici. Non è proprio così, è solo una parte. Il turismo delle radici può essere solo una parte, poi c'è il turismo sentimentale, nostalgico. Pensate che in America sono da 10 anni che lavorano sul turismo delle radici, hanno anche fatto delle previsioni a livello economico. Noi incominciamo solo adesso a ragionarci. Abbiamo citato alcuni numeri, io qui non voglio tediarvi ovviamente, ma l'indagine del 2008 la dice abbastanza in maniera strutturata. I vari paesi, che sono guarda caso le Americhe più una parte legata al centro Europa, abbiamo dei dati che sono interessantissimi anche per gli antropologi. Qui guardo in particolare Battista, ma gli antropologi ci hanno sempre detto che siamo l'ultimo anello della catena. La catena non si è mai spezzata. E guardate qua, gli anziani, il 21% ha più di 65 anni, ma di questi l'11,4% ha più di 75 anni. Guardate un po' sotto, i minori, cioè quelli sotto i 18 anni, hanno la stessa identica percentuale. Questo ovviamente, sistemando la statistica, ci dice che la catena non è spezzata, la catena è lì
moltissimi di questi giovani vogliono già partire, anche se non hanno ancora la maggiore età, vogliono già partire e venire in queste zone, tanto che anche recentemente ho dovuto rispondere ad alcune richieste dove mi chiedevano dei lumi specifici, ad esempio per me che vengo dalla Valle Ossola, sostanzialmente la Val d'Ossola, nel Verbano Cusio-Ossola, ecco, lì mi hanno chiesto delle specifiche perché l'anno prossimo avranno 18 anni e potranno muoversi. Vado ancora più veloce, 81 milioni di etrodiscendenti, vedete tutta una serie di riferimenti, ma in particolare Brasile, Argentina, Stati Uniti, Canada, Australia. Faccio un esempio ancora, pensate che in un comune del Verbano Cusio-Ossola che si chiama Baveno ha 200 persone che vivono a Berlin, Vermont, votano il sindaco, che non sanno manco chi sia, tecnicamente sanno solo il nome, hanno portato dei soldi, dei fondi per fare ad esempio il monumento degli Scalpellini, ma non sono ancora mai venuti a vederlo, incredibilmente, no? Quindi questo legame è fortissimo e in Piemonte siamo al 5,8% sul totale, quindi 336.119, che guardate è una delle regioni più importanti. Normalmente si parla del Sud Italia perché è un fenomeno fortissimo, ovviamente, ci mancherebbe, ma nel Nord Italia siamo sostanzialmente la terza regione di riferimento. Okay? E allora qui vi voglio lanciare un'ultima piccola proposta, ovvero quando noi ragioniamo di questo turismo delle radici dobbiamo intercettare questi turisti, cioè dobbiamo capire chi sono. E allora dovete sapere che questo è un turismo che ha poca competitività, è nuovo, è un segmento verticale, si direbbe, quelli bravi direbbero un segmento verticale, ovvero è piccolo, è un segmento piccolo ma molto profondo. 2, vuole vedere socioculturali, quindi avere una sostenibilità da questo punto di vista, vuole soggiorni lunghi, ma per forza partono magari dall'Argentina, hanno bisogno di avere del tempo per vedere, ma soprattutto hanno un forte attaccamento al territorio, sono pronti a intervenire sulla comunità, anche se magari la comunità non li conosce o non li riconosce più. E allora c'è molto lavoro culturale di intreccio tra queste realtà. E vi do un dato che nasce ben prima di questo progetto. Una persona tedesca che vive a Domodossola, veniva durante le estati, si presenta un giorno in comune e dice: ho 200.000 euro che voglio donare al comune di Domodossola per mettere a posto la piazza. Pensate al sindaco come era felice, ma la questione è che il sindaco fa: io non so chi sia questa persona. Allora chiede alle persone più anziane, diciamo, della cittadina, comincia a porsi delle domande e scopre che questo era partito, il Trisavolo era partito in Germania, aveva fatto carriera, tanto che era diventato il portaborse di Helmut Kohl in Germania. Ed ecco perché lui, tornando ormai in pensione, aveva deciso di vivere a Domodossola e però guardando fuori casa vedeva la piazza lasciata così, aveva deciso di donare 200.000 euro. Non la faccio più lunga, vi ringrazio per il tempo e se ognuno di voi pensa anche solo al vicino di casa, 99 su 100, gran parte dei vari alberi genealogici ci tocca da vicino con queste radici. Grazie mille. Chiedo scusa, mi inserisco solo per aggiungere due cose approfittando della presenza del sindaco. Il rapporto con i discendenti, gli abitanti di Pettinengo all'estero, gli abitanti di Valle Mosso all'estero, i biellesi all'estero, eccetera, che tornano, coinvolge sia l'amministrazione, perché il discorso di ricerca genealogica è una cosa che svolgiamo e abbiamo tantissime richieste e noi svolgiamo con degli archivisti questa ricerca prima che loro arrivino, ma quello che a loro poi fa estremamente piacere è la possibilità di essere ricevuti in comune, vedere gli archivi, vedere il libro dove la pagina del nonno, del bisnonno e quindi o fotografarla, riceverne una copia fotostatica dal sindaco, fa parte integrante del loro sentirsi
accolti. L'altra cosa nel rapporto con queste comunità, sperando ci sia anche qui qualcuno che doni 200.000 euro, ma al di là delle battute c'è anche un risvolto che può essere anche una possibilità economica. Noi stiamo sviluppando non c'è nessun segreto, col comune di Cavour un'ipotesi assieme alle associazioni agricole di coltivatori o di allevatori, la possibilità di uno scambio con l'Associazione dei Giovani Argentini per fare gli scambi annuali di una decina di giovani argentini che possono venire qui a studiare, a confrontarsi con le tecniche di allevamento e coltivazione, e una decina di cavuresi che possono andare in Argentina, cosa che gli argentini chiamano questo l'agriturismo, intendendo per agriturismo non l'edificio che ospita come intendiamo noi, ma tutte le attività legate alla cultura dell'agricoltura e dell'allevamento. Quindi il fatto di rivolgersi poi ai piccoli borghi, piccoli paesi, alle piccole zone, permette, proprio come diceva anche Samuel, di intercettare delle esigenze molto specifiche, suddivise, perché magari una proposta che può arrivare da Pettinengo è diversa da una proposta che può arrivare anche solo da Biella, a pochi chilometri di distanza, e diciamo le attività turistiche classiche non si interessano di questi piccoli frammenti, mentre nel discorso viaggi e radici è possibile sviluppare anche questo aspetto in collaborazione con le amministrazioni comunali. E noi siamo disponibili a tutti i supporti necessari, sapendo anche che più sono piccoli i borghi, più bisogna riconoscere le difficoltà che le amministrazioni hanno quando si suddividono il segretario 2 ore alla settimana con altri 50 comuni, o quando gli manca il personale, eccetera, eccetera. Quindi la parte di progettazione, coordinamento, eccetera, possiamo farla in supporto. Scusate l'aggiunta. Perché scusarsi? È stato molto interessante. Allora, adesso la parola va al dottor Battista Saio, che è l'artefice un po' di questo, è l'artefice totale di questo convegno. E di conseguenza un applauso glielo dobbiamo fare un'anteprima. Troppo gentile, professoressa, e grazie dell'applauso. Come vedete è un convegno di lavoro. Pettinengo è laboratorio. Parlavi prima, Samuel, della ricerca genealogica, uno dei laboratori che si farà oggi pomeriggio, piccola fata, è sul lavoro di archiviazione. Per cui è una realtà, quella di Pettinengo, che è già perfettamente allineato su quelli che sono, su quello che è il percorso che Italea, il Ministero della Cultura, il Ministero degli Esteri sta facendo, promuovendo e finanziando. In questo caso il finanziamento di questo convegno, di parte della giornata di oggi e di domani, è dovuta proprio a un finanziamento ministeriale. Sono contento, forse una delle prime volte, signor Sindaco, che Pettinengo riceve su una sua iniziativa un patrocinio così alto e un finanziamento, sebbene ridotto ma sufficiente, in quanto in economia l'abbiamo portato a frutto. Pettinengo è destinatario di queste cose. Noi siamo contenti, ed ecco perché l'ufficialità che oggi viene rappresentata dalla fascia tricolore che viene indossata è particolarmente importante. È importante anche la valorizzazione dell'altro museo che copartecipa a queste due giornate, dove viene custodita e ripresentata un lascito di uno studioso locale, va bene, che ha donato la sua collezione e grazie poi alla sinergia con la parrocchia e con il Centro Studi Biellesi il DOCRI, che oggi è rappresentato dal suo presidente, il professor Vaudano, rende Pettinengo particolarmente interessante e importante in questo percorso. Ma
mi fa piacere anche, scusatemi, ho fatto una relazione molto breve di 8 minuti, per cui, perché prevedevo di dover ringraziare, come è doveroso fare, ho piacere di fare per le associazioni Pace Futuro, che è la migrazione del domani. Fra qualche anno saranno i ragazzi che oggi arrivano nei barconi, come noi siamo arrivati 60 anni fa qua, dove ci veniva vietato, e parlo del caso personale della mia famiglia. Nel 1963 a Babbo non hanno affittato la casa al Piazzo perché eravamo sardi e 4 figli consumavano la casa. Ecco, queste cose sono presenti nella nostra memoria e la rivediamo in quelli che sono i ragazzi che oggi attraversano il mare rischiando la vita per arrivare, per cercare miglior fortuna. Fra qualche anno saranno loro, magari in questo spazio, speriamo proprio di sì, va bene, a fare un convegno di questo tipo per portare risorse e energie al territorio in cui oggi sono accolti, alcune volte di malavoglia, alcune volte con delle discriminazioni che non possiamo assolutamente tollerare. Ringrazio è chiaro, quando vieni coinvolto personalmente l'emozione riga le nostre parole e vi chiedo scusa di questo. Ringrazio, per cui dicevo Pace Futuro è importante che sia presente quest'oggi. Pace Futuro è la migrazione di oggi. Pace Futuro accoglie oggi oltre 150 richiedenti asilo, ma Pace Futuro è una risorsa per il comune di Pettinengo. Pace Futuro è un promotore di iniziative. Pace Futuro deve entrare nella catena Aitalea anticipando quello che è il discorso delle radici. Le radici sono piccole, quelle dei ragazzi che oggi partono, ma sono radici che affonderanno nel terreno di accoglienza. E per cui la loro presenza è importante. Importante non solo questa, sono importanti i cultori locali, che sono chiamati a portare il lavoro delle loro ricerche. Ed è importante poi, va bene, l'elemento innovativo che oggi attraverso il dottor Zolto, che è qui al mio fianco, viene portato e inaugurato il nostro piccolo museo. Ma che cos'è? È dentro nel merito della mia relazione. Il Museo delle Migrazioni di Pettinengo. Il Museo delle Migrazioni di Pettinengo è un promotore di cultura, ma è un produttore di cultura, e questo convegno è una delle sue dimostrazioni. Nasce nel 2017, è un museo che è l'unico bene extraterritoriale della regione autonoma della Sardegna, per cui oggi quando attraverserete quella soglia sarete ufficialmente in Sardegna, non potete dire che non ci siete andati quest'anno, almeno attraversando la soglia del nostro piccolo museo. Un museo che nasce da una donazione di una famiglia di Pettinengo, Gastone Mazia Picciot, emigrato in Francia, che ha deciso di donare alla nostra comunità la casa di padre. La vedova ha donato la casa, che a nostra volta abbiamo donato alla regione autonoma della Sardegna, che ha accettato di inserirlo nel demanio regionale. Il comune di Pettinengo ha favorito, applicando nel nostro museo, l'esenzione dalle tasse comunali, così come previsto per i musei. E così come speriamo possa essere estesa, e qui faccio la richiesta verbale, la presenteremo formalmente all'amministrazione, venga estesa anche alla casa vicina, sebbene non ancora intitolata alla Regione Sardegna per motivi amministrativi. Il Museo di Pettinengo entra nella rete museale biellese, di cui anche Piccola Fata è il Museo degli Acquasantini, il Museo dell'Infanzia, il Museo del Musa, che è in capo al DOCBI, fanno parte della rete di una trentina, poco più, di cellule ecomuseali e agenti nel biellese, che devono essere tutte coinvolte in questo progetto delle radici. La professoressa Zangrossi, lei è la vicepresidente dell'Opera Pia di Sella di Mosso. Per anni è stata inserita nella rete museale biellese, da qualche anno, anche perché le risorse per partecipare alla rete museale non sempre sono sostenibili dalle associazioni, e mi fa piacere ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale e il sindaco che oggi la rappresenta nel fatto che il 50% delle spese che i nostri 3 musei
devono sostenere per aderire alla rete museale biellese vengono sostenute dal Comune di Pettinengo. Qui un applauso se lo merita veramente. Perché i politici promettono molte cose. A Pettinengo i politici devono mantenere le cose che promettono. Per cui l'alternanza di amministrazioni deve mantenere la continuazione di quelle che sono le cose consolidate. Noi riconosciamo il principe, noi riconosciamo chi amministra, a prescindere dal rapporto personale che possiamo avere con i singoli amministratori. Noi abbiamo un rapporto con le istituzioni e con queste ci interfacciamo. E a queste noi chiediamo le cose e con queste noi lavoriamo. E l'alto patrocinio che oggi abbiamo di questo convegno e di queste 2 giornate sono testimonianza. Possiamo condividere o meno la simpatia personale con le persone, ma questo prescinde. Il principe, anche se senza naso, come molte volte vediamo nelle statue mutile degli amministratori del passato, anche se mutilate senza orecchio e senza naso, va bene, li riconosciamo come tali. Anche se zoppo il principe è principe, non guardiamo i suoi difetti. Il suo ruolo è quello che noi riconosciamo e con le quali noi ci interfacciamo. Per cui il Museo delle Migrazioni fa parte di una rete che è orgoglioso di mantenere, ma grazie a chi ci sostiene nel fare queste cose. Il Museo di Pettinengo è destinatario di un'attività didattica durante il periodo invernale, da settembre alla primavera, è meta di gite scolastiche, dalla scuola dell'infanzia fino al liceo. Non solo, nel 2019, nell'anno precedente il Covid, addirittura studenti dell'Università del Mississippi, ospiti di Pace Futuro nella foresteria di Pace Futuro di Pettinengo, ha voluto fare tappa al nostro museo. Perché? Perché nel Museo di Pettinengo tutto migra, non solamente gli umani, migrano gli animali. Abbiamo 2 collezioni di animali impagliati, una che viene dalla donazione del dottor Rovetti, e su questa donazione uno delle nostre guide, il dottor Luca Verdina, si è laureato quest'anno in aprile con tesi di laurea sulla collezione degli animali impagliati, di una parte degli animali impagliati custoditi del Museo delle Migrazioni di Pettinengo. Laurea in Scienze Naturali, ed ecco allora che torniamo a da una parte proporre, dall'altra parte fare cultura. Pettinengo entra nelle tesi di laurea, non solo. Le visite, anche a alto livello universitario e internazionale, come il caso di questa università americana, ma è il caso dell'aspetto linguistico che viene affrontato. In convenzione formale con alcune scuole del Biellese, in particolare la scuola elementare Aglietti di Cossato e la scuola primaria di Verrone, in rapporto formale della serie, il rapporto entra nel piano dell'offerta formativa, nel POF della scuola. Vengono invitati i genitori, i nonni e i bisnonni in classe a raccontare la storia della loro migrazione, qualora non siano migranti, storie di lavoro, storie di coltivazione, utilizzando la lingua materna. E qui abbiamo la professoressa Chiara Meluzzi di Cossato, linguista incardinata nella Università Statale di Milano, prima in quella di Pavia, e il dottor Luca Ghiardo di Vaglio Pettinengo, va bene? Università del Piemonte Orientale, antropologo visuale. Vengono raccolte le testimonianze in lingua materna con della strumentazione particolare, microfoni che riescono a registrare a 4 piste, per cui dal grafico della parlata si riesce già a sapere qual è l'origine linguistica delle persone. Vengono somministrati poi dei test ai figli, nipoti, oltre che ai genitori e nonni, per vedere l'origine linguistica, ed è solo i consonantici e vocalici si riesce a capire in buona sostanza l'origine linguistica non dai fonemi, non dalle parole, ma dai suoni che permangono nei parlanti, va bene, di generazioni di scarto di 2 o 3 generazioni. Ebbene, su questo lavoro di indagine linguistica sono state prodotte 11 tesi di laurea del lavoro del nostro Museo di Pettinengo.
Tutti gli 11 ragazzi che si sono laureati su questa ricerca linguistica sono tutti dentro l'università, tutti nell'accademia, tutti che con ruoli diversi insegnano mettendo come base l'esperienza in laboratorio di Pettinengo. Il nostro museo è convenzionato con l'Università di Montréal, dove viene fatta questa indagine linguistica a questo livello in questa maniera. Il dottor Luca Ghiardo, va bene, legge nelle girate che vengono fatte la gestualità, la mimica facciale per quanto riguarda altro lavoro che è fermo lì. Abbiamo circa 250 ore di girata, di filmati, che sono l'archivio vero del nostro museo, sono la fonte vera del nostro museo. Tra le persone presenti in sala, qualcuna è stata intervistata, quelli di Canton Burger, ringrazio per la vostra presenza e ringrazio per il bello allestimento che hanno fatto. Quelle che noi chiamiamo le pie donne, caro Sindaco, sono quelle che tengono le chiavi di questa chiesa, sono quelle che la rendono pulita e accogliente, sono quelle che la rendono i fiori, con i fiori rendono bello e accogliente questo spazio, e non solo, anche con delle parti del rinfresco, del piccolo break che faremo o dopo la prima parte degli interventi. Ecco, il museo è questa cosa qui, è il museo di ricerca e il museo di promozione, dove girano, va bene, delle varie e diverse iniziative, proponendo delle cose che migrano, vuoi che siano le pietre, oltre che gli animali e i cristiani, vuoi che siano quello di quest'anno, gli strumenti musicali, una scoperta che grazie al dottor Alessandro Zolte, che è qui al mio fianco, che si è laureato proprio sulla scoperta della ribeba, lo scacciapensieri piemontese, che sono rimasto stupito quando mi ha comunicato una cifra: 1,5 milioni di scacciapensieri all'anno che il Piemonte produceva per essere esportati attraverso la Spagna verso l'America, verso l'Europa, a raggiungere gli immigrati piemontesi suonanti anche loro lo scacciapensieri e la ribeba. È l'allestimento che oggi pomeriggio inaugureremo e promuoveremo attraverso un'altra storia, un altro regalo che faremo a Biellese, la produzione dal vivo con la Forgia, con un ragazzo di 30 anni, va bene, Luca Boggio di Croce Mosso, qui vicino di questa valle, va bene, che produce gli scacciapensieri biellesi. Una scoperta per noi, ma penso una scoperta anche per molti biellesi. Ecco che cos'è il museo. Il museo è questa cosa qui, non solo, è un museo dinamico. Alle pietre, va bene, che vengono presentate, abbiamo una collezione di oltre 600 minerali sardi e di oltre 2000 minerali provenienti da tutto il mondo. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare per 4 anni con il Museo Etnografico di Ginevra e abbiamo imparato a fare museo, dove vengono esposti degli allestimenti temporanei di soli 4 anni, per cui non esporre mai tutto, un errore grave dei musei è esporre tutto, perché la gente non ci va più, pensa di aver visto tutto. Noi facciamo ruotare 6 minerali per volta, un po' come le 1900 rocche per filare di Ginevra, ne espongono 4 ogni 4 anni, per cui hanno novità ad libitum, fino a quando vogliono, fino a quando... Ecco, il tipo di cose che facciamo è proprio questo. E nell'allestimento degli scacciapensieri di oggi, che inauguriamo, sono presenti un campionario di scacciapensieri di tutto il mondo. E mi diceva il dottor Zolt, mi diceva, ho chiesto, ma quanti sono gli allestimenti di scacciapensieri in Italia? Musei? Dice, ma molto facilmente quello di Pettinengo è l'unico museo che espone una campionatura così dettagliata e così vasta e così, dico io, ben curata, va bene, che può essere altro motivo di richiamo per venire a Pettinengo, a scoprire la radice, ma mettendola in relazione con le radici degli altri. Se noi non dobbiamo pensare solamente la radice nostra, è connessa profondamente, nel nostro caso. Abbiamo 2 patrie, amiamo la terra in cui siamo nati e la terra che ci ha accolto. Un'ultima cosa prima di chiudere, un esempio ancora personale. Quando vado in Sardegna e arrivo vicino al paese, alla casa cantoniera, prima del mio paese, dico, anche se buco la macchina, anche se rimango senza benzina, sono arrivato. Quando arrivo a Cavaglià, alla casa cantoniera della Curva, va bene, dico, sono arrivato a casa, anche se buco la macchina, anche se rimango senza benzina, sono arrivato a casa.
Qui le radici sono queste, non sono solamente nel nostro caso e nella nostra esperienza la radice verso dove di là, ma anche la radice verso di qua. E in questo senso dobbiamo lavorare. E in questo senso, così come aperto parlando di pace futuro, che è il domani, il futuro, dobbiamo lavorare e inserire nei progetti nazionali anche queste cose. Grazie. Prima di presentare la nostra giovanissima relatrice, vorrei aggiungere un piccolo elemento quanto il dottor Saio ha detto relativamente a quella che è l'area museale della Fondazione Opera Pia Sella. Hai parlato del continuo rapporto comunque con i giovani, con le scuole e con il mondo universitario. La stessa cosa che facciamo anche noi, cioè noi abbiamo un rapporto continuo con la scuola, l'istituto comprensivo di Val di Lecco, e di conseguenza molti progetti vengono fatti proprio con noi. È un modo per avvicinare i ragazzi alla loro storia, far conoscere il territorio e far amare il territorio, perché è importantissimo questo. Attraverso la conoscenza si può ottenere amore verso il territorio, quell'amore della casa cantoniera che sia da una parte all'altra tu provi quando giungi nei pressi di essa. Adesso voglio presentare la nostra relatrice più giovane e con una certa emozione, perché posso dire la tua età, ecco, non sei nella fascia mia che si nasconde ormai l'età, 19 anni, ecco, 19 anni, ed è da non ho detto il nome, mi scuso, Marta, ecco, ed è qui per presentare quale museo che gli si adatta maggiormente, il Museo dell'Infanzia. È giovanissima, a lei la parola. Buongiorno a tutti, innanzitutto mi scuso per l'emozione, è la prima volta, quindi sono un po' agitata. Allora, io, come mi ha presentato la professoressa, sono Marta Prione, sono una socia dell'associazione Piccola Fata, nonché sorella della presidentessa. Oggi purtroppo non può essere qui a causa di motivi lavorativi, vi chiede scusa e mi ha chiesto di salutarvi e soprattutto di ringraziarvi per essere qui con noi oggi. Vorrei introdurvi brevemente che cos'è l'Associazione Piccola Fata. È un'associazione rivolta in particolar modo ai bambini. Il nostro obiettivo è quello di insegnare loro le vecchie tradizioni, ad esempio il ricamo, il traforo, la tessitura, e a questi laboratori tradizionali uniamo dei laboratori più innovativi, ad esempio quello di calligrafia e disegno, che è molto apprezzato dai bambini più piccoli. Abbiamo anche un nuovissimo laboratorio in cui si mettono in scena le leggende che ci venivano raccontate, quindi si analizzano le vecchie leggende e poi i bambini recitano e registrano loro le varie scene per poi creare a fine anno un montaggio con diverse leggende. I nostri laboratori appunto sono vari e il nostro lavoro è totalmente gratuito. Ci impegniamo con loro il venerdì pomeriggio e il lunedì pomeriggio con il doposcuola. Ci impegniamo anche nel Museo dell'Infanzia, appunto, e nel piccolo Museo dell'Abito che abbiamo da poco inaugurato e spero vi faccia piacere oggi pomeriggio visitarlo. Inoltre ci occupiamo di insegnare l'italiano alle donne che si trovano a Pace Futuro e sono qui in Italia per richiedere asilo, e infine ci occupiamo anche di tenere dei piccoli laboratori didattici per le scuole che vengono da noi in visita. Questo in sintesi è quello che è la Piccola Fata, l'associazione Piccola Fata, e l'obiettivo è quindi quello di insegnare ai bambini le tradizioni, le radici,
e che devono essere sempre mantenute e coltivate costantemente. Per questo poter festeggiare l'anno delle radici con queste altre realtà che rendono più vivo il nostro piccolo paese è motivo di orgoglio e grande felicità. Questa è la parte difficile. Allora, io oggi sono membro dell'associazione. Scusate. Ha chiesto un grappino. C'è dell'acqua, può essere utile, molto utile, farti venire un po' di saliva in bocca. Io sono socia e sono membro del consiglio direttivo dell'associazione, ma sono stata una bambina ed è emozionante, come potete vedere, poter essere qui a parlare di questo mondo, di questa associazione, e penso che sia evidente quanto l'insegnamento dell'associazione Piccola Fata mi abbia toccata nel profondo, e penso che io sia testimone di come questo insegnamento sia un insegnamento fondamentale, perché ti lega fortemente al territorio e ti insegna le leggende e le radici del tuo paese, che è un sapere fondamentale. Io e mia sorella siamo ancora attive nell'associazione e siamo testimoni e custodi di questo sapere. Ci sono stati però tanti altri bambini che hanno appreso queste leggende, queste tradizioni, queste radici, e sono ancora forti. Un esempio è sicuramente il nostro sindaco, che anche lui è stato uno dei nostri bambini, e è evidente che sia ancora molto legato al territorio, e quindi penso che anche lui sia un testimone estremamente valido. Vorrei lasciarvi con un'ultima immagine simbolica. Questa immagine si lega a uno dei nostri progetti, il progetto RACE, che come sapete in piemontese significa radici. Dovete quindi immaginarvi un grande albero con una chioma molto ampia, e questa chioma è simbolo del futuro, dei progetti, delle idee che ognuno di noi ha come singolo e come membro della società. Questo futuro deve essere però supportato da delle basi solide, che sono appunto le radici di questo albero, che sono quindi il passato, le tradizioni e il sapere che il nostro territorio ci lascia. Vi ringrazio e scusate. Brava. E poi è emozionante, cioè perché ti accorgi che ama il Museo dell'Infanzia e quello che fa, e l'Associazione Piccola Fata. Allora, adesso saliamo a livello d'età. Beh, di poco, di un anno, no? Allora, si pentirà di avermi proposto di presiedere, il dottor Savio si pentirà di avermi proposto di presiedere questa parte del convegno, perché ogni tanto una battuta la devo fare, la facevo anche a scuola. Bene, Marcello Vaudano, a te la parola. Grazie Lelia, grazie per la fiducia, in senso di età intendo.
E grazie a Battista che è, come è stato già detto prima, il motore di questa iniziativa, uno dei 3 motori della 2 giorni che a Pettinengo vede, come ha detto prima il Sindaco, per la prima volta alleati, nel senso di collaboratori, le 3 realtà museali attualmente esistenti, con un corteo di collaborazioni anche esterne alla triade, alla Trimurti ecomuseale. Io rappresento il DOCBI è il gestore, non il proprietario, ma il gestore dell'ecomuseo cosiddetto MUSA, il Museo degli Acquasantini e della Sacralità dell'Acqua. Cos'è il DOCBI rapidamente per dirvi in che orizzonte ci muoviamo? Noi siamo un'associazione di volontariato culturale che l'anno prossimo compirà i suoi primi 40 anni, quindi con una vita e una storia alle spalle già particolarmente intensa e duratura. Siamo un'associazione che direttamente con le radici non ha mai lavorato, se non in questi ultimi tempi, perché devo dire che noi abbiamo sottoscritto con molto piacere la lettera di adesione al progetto Radici, stiamo con alcuni dei nostri esponenti collaborando già soprattutto in Valle Cervo ai progetti di Radici, quindi abbiamo questo collegamento diretto, ma in realtà il collegamento è anche molto più alto, molto più indietro nel tempo e nella stessa impostazione dell'associazione, perché noi abbiamo rivolto le nostre attenzioni sempre in maniera quasi esclusiva al territorio biellese per rintracciarne e consolidarne l'identità culturale. Meglio, mi correggo subito, le identità culturali, perché evidentemente non è, l'identità è un qualcosa che sfuma, che si trasforma, che si arricchisce, come prima diceva Saio parlando della propria esperienza familiare. E di questo siamo perfettamente consapevoli, o addirittura andando oltre il grande riferimento che ha fatto sempre Battista a proposito del futuro, non soltanto del passato. Noi ci orientiamo verso il passato consapevoli di tutto ciò. E di cosa ci siamo interessati? Di tutti quegli aspetti che nell'insieme costituiscono un'identità culturale di un territorio, nelle loro svariate caratteristiche e declinazioni. Quindi abbiamo sempre pensato che la prima cosa da fare fosse studiare, la ricerca, lo studio. La seconda cosa da fare fosse intervenire in maniera attiva nella conservazione, nel restauro, nel ripristino di elementi di questa cultura e infine l'attività, diciamo, propagandistica, nel senso l'attività di restituzione al territorio in diverse forme, che sono i libri, sono i convegni, sono gli interventi attivi, ma anche ultimamente stiamo facendo leva moltissimo sugli spettacoli teatrali, che stiamo scoprendo essere uno dei veicoli più incisivi, più efficaci per far passare le cose che sappiamo e che vogliamo testimoniare. Bene, in questo contesto, dicevo, non ci siamo mai occupati in maniera specifica del fenomeno né quello migratorio. Nel Biellese, ricordo, ci sono delle campagne di studio sulla migrazione che sono importantissime. Mi viene in mente come prima il progetto di studio che è andato avanti per una decina d'anni, tra l'inizio degli anni 90 e la fine di quel decennio, curato da un grande luminare della storia sociale che è Valerio Castronovo e che è stato finanziato dalla Fondazione Sella. Ha prodotto una vasta gamma di volumi che immagino molti di voi conoscono, ma altrettanto in una chiave un po' più ridotta ha fatto l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra, soprattutto grazie all'opera della buonanima di Giampaolo Chiorino, un amico che è mancato troppo presto e che anche lì ha prodotto tutta una serie di studi, ma penso anche a quello che in Valle Cervo è già stato fatto anticipatamente con la Casa della Valle Cervo, con il grande lavoro di Gianni Balzin e prima ancora di suo padre, che hanno prodotto anche lì un bel malloppo di sapere consolidato, sia nei libri che non appunto nei corpi, negli oggetti della tradizione. Bene, noi non abbiamo fatto nulla di simile, però l'abbiamo incrociato tante volte, il tema delle migrazioni in svariati ambiti. L'altro tema però che abbiamo qui valorizzato a suo modo, poi magari andremo a vederlo insieme, il museo, è quello della devozione popolare. Anche in questo contesto abbiamo prodotto tutta una serie di studi, a partire dagli studi sugli ex voto europei, non soltanto europei, perché la campagna di studi si è chiusa con una decina di volumi, di cui 4 dedicati ad Europa, poi uno a Graglia, uno a Sordevolo, uno ai santuari dell'est biellese. Uno studio condotto da 2 autori che mi piace citare perché torneranno quando parleremo di Museo delle Migrazioni, che sono Sergio Trivero, l'Enfant du Pays,
il grande Sergio, e Angelo Stefano Bessone, un storico, teologo che svolge la sua missione pastorale a Biella e la sua passione di studioso e teologo nello stesso modo. Bene, lì gli ex voto sono una testimonianza straordinaria per tantissimi aspetti, sono quelli che abitualmente vengono chiamati dei giacimenti culturali, perché lì dentro ci si trova di tutto, si scava e vengono fuori informazioni clamorose, bellissime, precise, ma non soltanto evidentemente dal punto di vista iconografico, della storia dell'arte, perché hanno poco da dire forse in quell'ambito, piuttosto nella storia del costume, nella storia della mentalità, nella storia del lavoro e nella storia della migrazione. Certo, perché a Europa, molti di voi ci saranno stati, avranno visto in quel bellissimo insieme di forse disordinati, vabbè, però esposti nelle gallerie, molti ex voto dedicati a persone che sono andate a lavorare all'estero, hanno avuto incidenti per i quali hanno rischiato la vita e quando tornano portano la tavola di ringraziamento alla Madonna. Soprattutto naufragi, devo dire. Ci sono almeno probabilmente 4, sicuramente 4, ma saranno di più, ex voto con il naufragio della nave che va a picco e l'emigrante si salva per un pelo e poi porta il suo contributo alla Madonna di un ringraziamento. Ma la stessa cosa vale anche per altri tipi di incidenti. Ne ho in mente 2 incidenti sul lavoro, uno in Africa e uno in America, a Buenos Aires precisamente. Muratori che si trovano sotto un crollo e che si salvano per un pelo e allo stesso modo portano l'ex voto in ringraziamento. Naturalmente questi ex voto, questi ringraziamenti a posteriore rispetto alla tragedia scampata sono testimonianze di culto, perché evidentemente testimoniano in primo luogo la fiducia nella protezione divina, è chiaro, ma sono anche testimonianze di attaccamento a quello che prima si diceva, al proprio territorio, alla propria storia, ai propri luoghi, che venivano vissuti evidentemente allo stesso modo in cui li vivono le persone che loro ci hanno detto vengono qua e davanti alla tomba della famiglia provano un'emozione molto molto forte. Ecco, sono quella roba lì anche gli ex voti. E poi ci sono gli acquasantini, e qui chiudo, perché il museo che è allestito da 7 anni a San Rocco, nell'oratorio di San Rocco, nasce da una passione culturale di Sergio Trivero pettinenghese, che ha cominciato a raccogliere gli ex voto sapete sono quelle coppelle che vengono messe a parete, sono dei piccoli secchiellini dove viene contenuta l'acqua santa con la quale le nostre generazioni precedenti, oggi la pratica è praticamente scomparsa, usavano farsi il segno della croce prima di andare a dormire e poi al risveglio per augurare una buona giornata, per sperare in una buona giornata. Bene, quegli elementi lì sono stati raccolti in maniera un po' sporadica inizialmente da Sergio, che poi ha continuato questa raccolta, questa collezione, grazie a donazioni, grazie a mercatini frequentati, grazie ad acquisti, e ne ha tirati su qualcosa come 850. Questa è la dotazione iniziale di questa raccolta, che poi si è ulteriormente implementata, se andremo a vederlo, potremo vederne di questi, alcuni esposti già, grazie a donazioni successive. Alla morte di Sergio la collezione è stata donata interamente ad Angelo Stefano Bessone perché ne facesse l'uso che pensava. Angelo Stefano Bessone ha pensato a sua volta che non potevano rimanere in delle cassettine in seminario queste testimonianze del fervore e della devozione popolare, ma ha trovato un posto con la collaborazione di molte associazioni del territorio, a cominciare dalla Curia, che è la proprietaria del luogo, ma anche singole persone che hanno dato la loro mano, le associazioni di Pettinengo, e l'ha data in cura a noi. L'ha data in cura a noi perché tra di noi ci sono alcune persone che sono presenti qua in sala, e ne cito una sola per tutte, che è Pierangelo Costa, che è un po' il guardiano di questo piccolo santuario degli Acquasantini. Grazie a loro è stata allestita la collezione con criteri che sono quelli soprattutto di materiale, perché gli acquasantini le vedrete, o se li avete già visti lo sapete, possono essere fatti in metallo, in leghe preziose, oppure anche no, ce ne sono in vetro, in legno, in ceramica, gli ultimi, ahimè, in plastica anche.
E tutte queste tipologie, comprese le diverse tipologie della immagine che di solito sta sopra la cuvette nella parte a parete, vengono esposte e sono una testimonianza di questo, ripeto, non soltanto della devozione, della fiducia nell'intervento divino salvifico, ma sono anche delle testimonianze che ci portano al nostro passato, alla tradizione, alla vita dei nostri nonni, ancora più indietro. Sono delle testimonianze emozionanti anche, nella loro semplicità, nella loro rozzezza a volte, perché non sono tutti dei capolavori. E difatti non c'è una classificazione per valore anche venale, cosa potrei ottenere vendendoli. Non è quello che naturalmente che conta, è la testimonianza di questo modo di affidarsi al cielo con queste pratiche che naturalmente sappiamo tutti, comprendevano non soltanto il farsi il segno della croce, ma anche tutta una i digiuni del venerdì, le pratiche votive che abbiamo citato prima, la pittura di alcuni santi sui muri della propria abitazione con un valore apotropaico di protezione. Tutto questo è lì. Se andremo là, credo che potremo immergersi in questo mondo e provare forse le stesse emozioni che provano i nostri italiani all'estero quando tornano e ritrovano il sapore della casa, come diceva Battista. Grazie. Ora la parola ad Alessandro Zolt. Ultimo intervento della prima parte del convegno, poi ci sarà, se ho ben compreso, un piccolo intervallo. Bene. Grazie mille. Forse è quello più frivolo della mattinata, ma in verità che rivela una profonda. Ma intanto attacco ringraziando Battista per la mostra che spero vediate poi questo pomeriggio con l'inaugurazione, perché è qualcosa di importante, penso sia la prima volta sicuramente in Piemonte e diciamo anche in Italia probabilmente che c'è questa collezione dedicata con una visione, come dire, anche scientifica sullo scacciapensieri. In Italia ci sono ovviamente paese con una storia immensa, patrimonio culturale immenso, ci sono molti musei con delle collezioni grosse di scacciapensieri, ma questa collezione di Pettinengo è una collezione di scacciapensieri, come dire, con un criterio scientifico e proprio dedicato alla disamina completa dello strumento. Non è lo scacciapensieri che è in mezzo ad altri oggetti, come può capitare giustamente. E fatto questo ringraziamento, come dire, attacco l'argomento. Allora, lo scacciapensieri scelto così come rappresentante anche dei movimenti dei popoli, penso sia una scelta azzeccata. Uno strumento che noi appunto soffre perennemente di una visione stereotipata, che è quella legata ovviamente alla Sicilia, al Sud Italia, al mondo mediterraneo, che è fondata, non è che è sbagliato, è assolutamente fondata. La Sicilia, il Sud Italia, la Sardegna hanno delle tradizioni grosse, ma soprattutto vive dello strumento, che sono state ancora testimoniate in tempi recenti dalle registrazioni etnomusicologiche, dalle ricerche sul campo, dai fabbri stessi che ancora adesso fanno lo strumento, dai suonatori stessi che ancora adesso utilizzano lo strumento nella musica popolare locale. Però il punto è che se si va ad approfondire, lo scacciapensieri rivela una storia che è immensa ed è globale, ricopre proprio tutto quanto il mondo, ovviamente tutta l'Italia, tutta l'Europa. Faccio un compendio proprio immediato, brevissimo, di storia dello scacciapensieri, che è lo strumento veramente più diffuso al mondo. Nasce inventato, insomma, le testimonianze più antiche ci portano in Asia, nell'estremo oriente, ed è da lì che poi si è pian piano diffuso verso occidente, in Europa, dove è arrivato all'incirca nel Medioevo e si è diffuso ovunque. È uno strumento appunto che ha avuto un successo incredibile per dei fattori che li si vede subito. È uno strumento piccolo, uno strumento in teoria facile da suonare, è uno strumento che è arrivato in un momento in cui c'era anche, se vogliamo, un gusto per il suono a bordone, e lo scacciapensieri è uno strumento a bordone, appunto, fa una nota sola di bordone su cui poi si fa una melodia con gli armonici. Quindi lo scacciapensieri ha ricoperto veramente ogni angolo d'Europa. In alcuni posti si è fermato di più, è stato integrato di più nella cultura, nella tradizione musicale, nella tradizione artigianale, e in un posto molto vicino a qua, appunto la Valsesia, era uno di questi luoghi, con una storia molto particolare, perché la Valsesia era un luogo in cui lo scacciapensieri
strumento fatto dall'artigiano di villaggio per il suonatore che andava a farselo fare su misura, come poteva essere ad esempio in Sicilia. In Valsesia lo strumento era un prodotto praticamente industriale, gli strumenti venivano fatti forgiati comunque tra virgolette a mano, però venivano fatti in quantità immense. Si parla appunto, come citava prima Battista, una produzione media, si parla dell'inizio dell'Ottocento, una produzione media di 1,5 milioni di strumenti, che ovviamente non è che se li suonavano tutti i valsesiani, non è che se li tenevano, i valsesiani ovviamente lo suonavano, ci sono testimonianze anche di quello, ma era una produzione proto-industriale destinata all'esportazione. Quindi se vogliamo il primo emigrante qua è lo strumento stesso che viene fatto per essere portato sulle bocche di tutta la gente della terra. In teoria era uno strumento che doveva adattarsi appunto a qualunque clientela sulla faccia della terra. E poi lo scacciapensieri in Valsesia poi è andato a scomparire perché il business, se vogliamo, è andato a calare, i fabbri non hanno più prodotti, sono morti senza tramandare la tradizione, e di conseguenza anche in Valsesia mancava la produzione, anche la gente ha smesso di suonarlo, è arrivata l'armonica a bocca che era più performante, altrettanto piccola e così via. Però meno male recentemente, appunto dopo un secolo di vuoto, un giovane biellese che ho conosciuto, Luca Boggio, si è fissato con questa idea appunto di riviverlo. Lui stava già provando a fare gli scacciapensieri di suo, mi ha conosciuto e ha detto ma perché non proviamo a fare anche quello valsesiano. Mi ha fatto vedere i modelli, abbiamo studiato di persona i modelli antichi e adesso abbiamo praticamente in tutto il nord Italia appunto l'unico fabbricante di scacciapensieri in questa zona, appunto, che fa sia modelli suoi personali sia proprio modelli filologici dell'antica produzione valsesiana. Bene, divagazione, adesso arrivo alla ciccia del mio intervento, cioè alcune storie di emigrazione legate allo scacciapensieri e in questo caso alla Valsesia. Quella che vedete lì è la testata di un giornale, La Ribeba, nato nella fine dell'Ottocento, che era destinato agli emigranti valsesiani. Più precisamente erano gli emigranti valsesiani di Milano. Era un'associazione, la famiglia valsesiana di Milano, che cercava di comunicare con questi espatriati e di portargli, all'inizio letteralmente erano i pettegolezzi di valle, poi alla fine si parla anche di altro, però questo giornale ha scelto come simbolo La Ribeba, una scelta abbastanza particolare che nell'editoriale del primissimo numero viene spiegata così. Noi l'abbiamo scelto a titolo di questo nostro opuscoletto, primo perché esso ci ricorda la cara nostra valle e poi perché così in dimensioni come in importanza ella può benissimo ragguagliarsi ad esso. I nostri lettori non temano dunque di essere atterriti da clangor di trombe, da tuonar di cannoni, da spadacchiar di campane. No. Tutt'al più potranno addormentarsi placidamente al ronzio della ribeba, che fra tutti gli strumenti di musica ha il posto che la mosca occupa fra le bestie sonore. Questa è insomma spiegazione un po' poetica, molto bella, del fatto che si sceglie la ribeba. Vi faccio vedere anche le altre annate, poi come si sviluppa. Vedete c'è una scelta simbolica molto importante, c'è la ribeba, assieme c'è l'aquila della Valsesia, con il cartiglio, con il motto storico della Valsesia, poi ci sono altri simboli, c'è il Duomo di Milano, perché appunto il giornale lascia Milano, ci sono i monti, ci sono i fiori alpini, e poi ci sono le ciliegie, nell'angolino, non so se si vede sotto il Duomo, sono le ciliegie, perché i valsesiani, uno dei soprannomi valsesiani, soprattutto quelli che migravano, erano i cirisei, e quindi c'è anche questo lato. Poi c'è l'ultima versione che è sempre uguale, e poi questa è la più bella, dove c'è proprio una montanina valsesiana con il cesto delle ciliegie e con in mano, piccolo una riga valsesiana. Questa è un'aggiunta un'analisi che va fatta. È la prima volta però a fine Ottocento che la ribeba, con questo sentimentalismo, se vogliamo, romantico, viene utilizzata come simbolo della Valsesia. Perché prima non era così, come dire, la ribeba in Valsesia prima era un prodotto locale, un prodotto industriale locale che veniva esportato e a cui non si era dato questo significato culturale importante. Questa è la prima volta che capita, in cui diventa il simbolo. Per ironia, in quegli stessi anni, un po' qua appunto il giornale del 1894, il giornale nasce nel 1891, ma per ironia questo processo di simbolizzazione della ribeba avviene nel momento in cui la ribeba non viene praticamente più prodotta. Erano proprio gli anni in cui i fabbri ormai non ne facevano quasi più e l'ultimo poi morirà di vecchiaia nel 1900.
1911. Quindi c'è questo ricambio, per cui la Ribeba non c'è più e se ne sente già la mancanza, appunto, a livello di simbologia. Poi che altro? Ma magari taglio un po', che il tempo stringe. Diciamo che ci sono delle storie interessanti, perché da un lato c'è questo lato qua, che la Ribeba scompare e diventa simbolo degli emigranti che lasciano la valle e che trovano nel suo suono la nostalgia. Dall'altro, se uno va a analizzare, appunto, la mia storia è questa, che io sono subentrato nella ricerca di Alberto Lovatto nello studio della produzione della Ribeba in Valsesia, e quindi ci siamo ritrovati a maneggiare un sacco di documenti antichi dal 500 fino agli inizi del Novecento che parlano della produzione, dei fabbri, un pochino meno purtroppo degli utilizzatori, e l'emigrazione in verità viene citata anche lì, perché curiosamente la produzione di Scacciapensieri in Valsesia era letteralmente la cura per non emigrare. I produttori di Scacciapensieri in Valsesia erano quasi gli unici valsesiani a non dover emigrare fuori, e questa cosa viene fuori spesso. Ad esempio, ci sono moltissime storie che potrei citare, questa forse è una delle più curiose. I fabbri erano tanti, erano in competizione l'uno con l'altro e ognuno marchiava i suoi strumenti con un determinato marchio. Voleva dire che c'erano dei marchi che vendevano di più e dei marchi che vendevano di meno. C'erano i tarocchi, cioè quelli che vendevano di meno dicevano no, io adesso gli copio quel marchio lì, lo faccio, lo vendo e ne vendo di più. Ovviamente non è che sono scemi, se ne accorgono, si menano e poi si portano in tribunale. Succedono un sacco di peripezie e nel 1790, dato che c'è tutto questo contesto di, come si dice, concorrenza sleale, si cerca di dare un minimo di regolamento, appunto. E allora nel 1790, un bel giorno, i fabbricanti di Boccorio, che è una delle tante frazioni in cui si facciano ribebe, ma sicuramente quella dove se ne facciano di più, i fabbricanti di Boccorio fanno una riunione, chiamano il convocato nel linguaggio locale, in cui mettono per iscritto col notaio delle lamentele da presentare all'autorità, per dire non va bene, appunto, questi copiano i marchi e non va fatto bene, appunto, noi moriamo di fame. E infatti questo è quello che dicono in questo documento per l'autorità. Giacché in questo paese null'altro possono ricavarsi per loro sostentamento, eccettuato con la fabbricazione delle predette merci e di zampogne. Per inciso, zampogne è uno dei tanti nomi che vengono utilizzati per lo scacciapensieri, anche nei documenti dell'epoca. Venendo queste produrre, un corrispettivo in contante, proveniente da fuori Stato e da ignote province, e per essere essi congregati situati fra aridi monti, null'altro producenti che poco fieno e bosco, così che se venisse loro mancare, oppure soltanto screditare la fabbricazione di zampogne di buona qualità, verrebbe ad arrenarsi lo smercio d'esse, donde ne ricavano il necessario loro e delle loro famiglie, anche in parte numerose, alimento e indumento, e così neghittosi di necessità costretti a perire per essere incapaci d'altro esercizio. Allora qui esagerano, perché non è che muoiono di fame, però queste vogliono far passare, appunto, la terra non ci dà abbastanza da mangiare, bisogna fare qualcosa per supplire, e se questo business va male finisce veramente male. Qualche anno più tardi, nel 1790, nel 1805, siamo nel pieno delle guerre napoleoniche. C'è il caos più totale, la Valsesia viene divisa in due lungo il fiume Sesia, e molti dei fabbricanti di ribebe erano sul lato o sull'altro della valle. Tanto metto qualche immaginina, ecco, questo è Boccorio, dove si sono riuniti per lamentarsi, e queste sono le belle immagini di Dantan, di gente che lavora il ferro. Nel 1805 c'è una situazione molto critica, perché appunto la valle viene divisa amministrativamente lungo il fiume Sesia, quindi ci sono le stesse famiglie che sono su uno stato e su un altro. C'è il blocco marittimo degli inglesi, gli inglesi bloccano i mari e quindi non possono esportare, perché i produttori di ribebe erano sotto Napoleone. Quindi c'è un amministratore locale della Valsesia che fa un rapporto delle produzioni e dice questa cosa sui fabbricanti di scacciapensieri di ribebe. Per mancanza di commercio, cagionato nella massima parte dall'interruzione dei commerci di mare, i fabbricatori di zampogne, che si potevano quasi dirsi solo in Europa, esagerazione, e che introducevano al paese molto denaro, sono obbligati di sospendere i loro lavori e di adattarsi ad altri mestieri e vari ad espatriare. Quindi questa è la situazione, appunto. L'unico sostentamento che avevano, che poteva garantirgli di stare lì, era venuto a mancare e sono stati costretti ad emigrare, appunto, paradossalmente.
Con questo chiudo un po' la parte della Valsesia di quello che riguarda l'emigrazione. Qua ci sono i facchini che portano le casse dove probabilmente c'erano le ribebe, e vi porto totalmente da un'altra parte, perché per avere una prova, come dire, concreta di come lo scacciapensieri seguisse materialmente l'emigrante, si deve andare in un contesto un pochino più lontano, ma sempre in Italia, che è ad esempio la Sicilia o la Calabria. Negli anni 70 il governo americano aveva condotto alcune indagini etnomusicologiche nelle comunità italoamericane, cioè praticamente mandavano gli antropologi e etnomusicologi lì e vedevano cos'era ancora, quali tradizioni musicali del paese patrio si stavano tramandando. Nel 79 hanno pubblicato 2 LP con i risultati di alcune di queste indagini, appunto. Sono 2 LP che sono tutte concentrate sulla zona di New York, del New Jersey, e fa una vasta carrellata, appunto. Ci sono soprattutto siciliani, ci sono soprattutto siciliani, calabresi, anche campani, e questa etnomusicologa che aveva svolto questa indagine aveva registrato tutte le varie musiche che ancora si tramandavano. E non sorprende, molte persone, soprattutto dalla Sicilia, molti siciliani, si erano portati materialmente dietro il marranzano da casa e suonavano ancora le melodie tradizionali con il marranzano in America. Queste appunto sono le copertine di questi 2 LP, appunto, uno dedicato soprattutto alla Sicilia e l'altro essenzialmente alla Calabria. Vediamo un po' se, ecco, questo è dalla foto del libretto, ed è uno di questi suonatori, appunto Giovanni Pellitteri, che adesso non vi dico, vorrei sbagliarmi di dove proveniva, era di Sommatino, tra l'altro casualmente a Sommatino negli anni 50 gli etnomusicologi che avevano fatto le indagini a Sommatino avevano trovato anche lì una grande tradizione di scacciapensieri, e lui era andato negli Stati Uniti, era emigrato e aveva portato con sé questa tradizione. Vi lascio con questa cosa un po' insolita, adesso non so se è una buona idea, ma non potendo trasmettere uno dei brani che hanno registrato, questo è il Quer. Se volete potete inquadrarlo, e dovrebbe portarvi a un link di YouTube da dove potete ascoltare uno di questi brani registrati negli anni 70 di questo abitante di Sommatino che era emigrato e che lo suonava in America. Appunto, mi sembra che sia un canto sul marranzano, che se vogliamo è una delle pratiche musicali più arcaiche legate allo scacciapensieri, di cantare sullo scacciapensieri. E niente, dopo questa vasta carrellata di molte cose curiose ho finito il mio intervento e ringrazio tutti. Allora, adesso faremo un intervallo, mi è stato stabilito, però voglio dire una piccola cosa. Tra pubblico c'è Luca Boggio, mi è stato segnalato. No? Ah, oggi pomeriggio. Mi hai dato un'indicazione sbagliata, ero convinta che fosse signora con la camicia scozzese. Perdonatemi, è colpa sua. Bene. Allora ricominciamo tra una decina di minuti. Grazie della Presidenza, che finisce in questo momento la sua Presidenza, ma rimane il suo incarico per la raccolta delle relazioni e la pubblicazione degli atti. Riprenderemo fra 20 minuti esatti, siamo giusti nella tabella di marcia, affideremo la Presidenza, poi la seconda parte, al Dottor Zanardi. Va bene? Per il rinfresco vi abbiamo preparato 2 cose speciali. Con l'acqua della fontana di San Francesco, non so come si chiama, quella che c'è a destra scendendo, acqua locale, vi abbiamo preparato l'acqua di Cagliari, che è una preparazione a base di menta e limone fresco. E in più un'altra specialità sarda, col caffè tostato dalla ditta a secchi di Valledò, Gallura, nord di Sardegna. Vi abbiamo preparato il caffè alla sarda al limone in 2 versioni, caffè amaro e il caffè alla turca, freddo, sono pochi gradi di temperatura, speriamo sia mantenuta, e con la versione dolcificato col miele di Nuraghe Kervu. A Nuraghe Kervu abbiamo una postazione di 2 alveari che sono un'aula didattica all'aperto. Con la produzione di miele abbiamo dolcificato una parte dei 2 caffè, per cui non solo, sono presenti delle crostate fatte con frutti di bosco o albicocca, adesso non so, che vengono da Valle San Nicolao, dei pavassini sardi e delle torte di Canton Gurgo.
Buon intervallo, ci vediamo fra 20 minuti. Allora prendiamo posto per cortesia. Allora diamo inizio, siamo perfettamente in orario. Avevamo previsto, in anticipo addirittura, avevamo previsto alle 11:40 la ripresa della seconda parte del nostro convegno. La seconda parte del convegno è presieduta dal dottor Marco Zaccarelli, che abbiamo conosciuto prima tra i relatori, al quale affido questa seconda parte del convegno prima della chiusura, dopodiché ci saluteremo ancora. Grazie. Nuovamente buongiorno. Stamattina abbiamo sentito molti esempi, tutti molto pertinenti al concetto di che cos'è un progetto che si richiama al termine radici, perché abbiamo ascoltato i racconti di realtà, associazioni, volontari che occupano il proprio tempo e la propria passione per mantenere le tradizioni, i rapporti, le storie e, come ha detto Marta, i saperi, la trasmissione dei saperi di una comunità, che è fondamentale perché è quello che costituisce l'essenza stessa della comunità. Se la comunità non ha coscienza di essere comunità, di possedere un bene comune fatto dalla conoscenza immateriale, dai beni materiali che la costituiscono, non è una comunità, non rappresenta. E in più tutto ciò serve a mantenere il rapporto con chi dalla comunità si è allontanato definitivamente, momentaneamente, volontariamente, obbligatoriamente. Le storie di migrazione sono le più diverse e mantengono il rapporto poi con i paesi. Io ho una frase che mi piace molto, che arriva, giusto per non sbagliarla, perché anche se la ripeto sempre, è di Orazio, delle Odi di Orazio, che dice: quest'angolo di terra mi rende felice sopra tutti gli altri. Ed è una frase che si può adattare e può essere parte del pensiero di ogni persona che parte dal luogo natio o torna al luogo natio. Una volta partiti sono importanti i collegamenti, i rapporti, e per molto tempo questi rapporti erano tenuti da chi sapeva scrivere e da chi poteva comunicare tra mondi lontani. E chi sapeva scrivere potevano essere il sindaco, il maestro elementare, il farmacista, ma soprattutto i parroci, che da molti racconti che si sentono potevano trovarsi anche in situazioni imbarazzanti quando dovevano leggere e rispondere alle lettere tra i fidanzati lontani o i matrimoni per procura, eccetera, eccetera. Però in ogni caso mantenevano anche un controllo molto ferreo e molto stretto sulla comunità. E sulla figura di due parroci di Mosso ci racconta e ce li fa conoscere adesso l'intervento di Lelia.
Innanzitutto devo dire questo. L'argomento del mio intervento è più relativo a Mosso come paese di migrazione, perché queste due figure di parroci ha nominato il Presidente in questo momento, per un motivo semplicissimo, perché sono i parroci di un periodo piuttosto lungo del comune di Mosso, e quindi il primo parroco, Don De Bernardi, è parroco di Mosso nel 1913, il successivo Don Adriano Motta nel 1944. È un periodo importantissimo, perché se voi avete presente un po' la storia di quell'epoca, ci sono diverse situazioni notevoli e direi che modificano parecchio il nostro territorio. Ma prima ancora vorrei iniziare poi il discorso dell'immigrazione. Vorrei dire questo. Allora, Mosso è nient'altro che Mosso Santa Maria. Ora questo nome è scomparso perché Mosso è diventato parte di Val di Lana, quindi un grande comune che è un territorio vastissimo che comprende Soprana, Trevero, Valle Mosso e infine Mosso, e prima ancora il comune di Pistolesa. Ora, la mia analisi del fenomeno dell'immigrazione prima, che riguarda Mosso, riguarda semplicemente Mosso Santa Maria. Non ho potuto, quando ho iniziato questa analisi, che tra parentesi l'analisi del fenomeno immigratorio è all'interno di un'analisi più vasta della storia di Mosso, che comprende una serie di monografie che analizzano aspetti diversi di un comune che nel passato aveva una certa importanza, perché era capo del mandamento di Mosso, un territorio che da Prai arrivava fino a Camandona. Quindi un territorio importante per le dimensioni, ma importante per un altro fattore, quello dell'industria tessile, perché dobbiamo ricordare che a Mosso è nato Pietro Sella, e Pietro Sella altri non è che colui che porta dal Belgio, non dall'Inghilterra, perché non glielo permettevano, le macchine tessili. Ora, il processo migratorio è strettamente connesso alla situazione del tessile. Abbiamo momenti di aumento della migrazione perfettamente legati alla crisi del tessile. Ma quando incomincia nel territorio di Mosso il processo di migrazione? Con precisione non lo sappiamo, abbiamo una data ipotetica, 1866, perché è dal 1866 che io ho potuto ricavare, attraverso fonti archivistiche, documenti in comune soprattutto, e anche altri documenti, perché ad esempio c'è un interessante, quella è una biografia, interessante libro di uno studioso locale, sempre mossese, Vincenzo Ormezzano, che era stato un emigrato oltretutto in America Latina, che fornisce alcuni dati. E poi c'è lo studio ovviamente della Fondazione Sella, dobbiamo ricordarla perché ha fatto uno studio importantissimo e ha permesso di ricavare diversi nominativi. Oltretutto anche un'altra fonte documentaristica è data dalle richieste di passaporto. Di lì hai la possibilità di conoscere dove questi migranti andavano. Allora, 1866 prendiamolo come primo dato. Per quanto riguarda l'emigrazione più antica, i numeri precisi non li conosciamo perché anche qui c'è un po' di pasticcio, nel senso che mancano dei documenti, parecchio è andato perduto, però riusciamo a sapere dove andavano queste persone. Allora abbiamo una prima immigrazione che va verso i paesi europei, la Francia, la Germania e l'Austria, dell'Austria alla Stiria. Poi in seconda battuta abbiamo l'America, Stati Uniti e America Latina, non tutti i paesi dell'America Latina, sono una parte di essi. Poi qualcuno è anche andato in Sudafrica. Ora
in quei paesi ci devono essere le persone, cioè la progenie di questi emigranti. Un altro dato che è interessante è vedere le professioni. Stranamente gli operatori nel campo tessile sono pochissimi. Nei documenti più antichi si trova solamente un operaio tessile, per il resto sono pastori, minosieri, contadini in genere. Teniamo conto che Mosso non è un paese agricolo, lo sappiamo benissimo, vediamo la disposizione, cioè la posizione del paese, però ci sono queste categorie e inoltre gessatore, segantino, minatore e taglialegna. Quindi settori ben precisi. È un'emigrazione maschile, non è un'emigrazione femminile. Ecco, i dati. Come dicevo prima, non si può dire che il parroco che precede Don De Bernardi, il certo Don Bocchio, parla di più di 1000. Dai dati a me risultano scarsi 600 persone, però attenzione, Mosso nell'800 era Mosso Santa Maria, però nel territorio dove c'è la sede dell'Opera Piazzella, Borgata Sella, era un altro comune, si chiamava Valle Superiore Mosso, come d'altronde Valle Mosso si chiamava Valle Inferiore Mosso, per la posizione per la posizione, non perché fosse inferiore, sia ben chiaro. E poi vi era Pistolesa. Pistolesa rimarrà comune a sé fino al 1919, al 2000, no, ho sbagliato. Comunque fine 1900, non mi viene la data e non voglio cercarla. Per quanto riguarda invece Valle Superiore Mosso, lo ritroviamo comune a sé fino al 38. Poi diventa parte di Mosso. Cosa succede? Molti dei documenti d'archivio del comune di Valle Superiore sono spariti, mentre invece non mi era stato possibile, tuttora non mi è possibile, consultare l'archivio storico dell'ex comune di Pistolesa, perché era chiuso in una stanza del comune, ma non è stato risistemato da un archivista come invece è avvenuto per quello di Mosso. Allora, perché partivano? Ovvio, la partenza era data da problemi di carattere economico. Tante notizie però noi riusciamo a saperle su come praticamente si trovano nel paese che diventerà la loro seconda terra, attraverso uno strumento che è stato utilissimo, il bollettino parrocchiale. I bollettini parrocchiali, voluti nel 1916 da Don De Bernardi, era un uomo di cultura, poi aveva scritto anche un romanzo con un pseudonimo, era un personaggio notevole, no? Don De Bernardi, molto attento a quella che è una tradizione mossese, che è quella scolastica. Pensate che a Mosso le scuole elementari cominciano a esserci dal 1722, è ben raro nella nostra zona. E allora che cosa? Dai bollettini noi abbiamo le notizie, perché ci sono ovviamente le notizie quando qualcuno nasceva, quando qualcuno moriva, se aveva avuto successo oppure no. E di conseguenza noi abbiamo tutta una serie di dati che puntualmente io ho rilevato. Ecco, poi c'è una frase che io voglio leggervi, è del bollettino del 1 gennaio 1918, è di Don De Bernardi. Ricordo voi, parrocchiani emigrati, lontani in cerca di miglior fortuna, vissuti nella nostalgia del focolare domestico, purtroppo troncata dal buio della morte. E qui si riferiva un orologio. Ma quello che è interessante è che comunque abbiamo un contatto continuo e il bollettino diventa lo strumento per essere vicini al paese d'origine. Infatti mi è capitato di ritrovare in un caso proprio un riferimento esplicito, questo affetto che queste persone che erano lontane hanno nei confronti della loro patria.
la famosa casa cantoniera. Ecco, e poi un altro aspetto anche, che è molto, che io ho trovato interessante, quindi legame strettissimo col paese d'origine, che io ho avuto modo di constatare in un modo direi più preciso ancora attraverso un caso fortunato. Ho ritrovato tra le carte di una mia prozia, una donna che aveva sposato il fratello di mio nonno, la mia famiglia è Boggio da parte di madre, e che cosa ho trovato? 78 lettere che la sorella di questa signora, che si chiamava Vittorina, la sorella Valeria, aveva scritto a Vittorina. E cosa c'è in queste lettere? Hai un quadro un po' di quella che era la sua situazione, di come stava vivendo questo primo periodo di immigrazione, non facilmente, perché parliamo comunque di lettere degli inizi del Novecento, dove anche in America vi era una situazione non facile per l'industria tessile, tanto che i parenti di questa signora non erano, hanno lavorato un po' nell'ambito tessile, vivevano a Patterson, e voi sapete che Patterson, Lodi sono tra le località dove abbiamo maggiormente una presenza di biellesi. E poi cosa troviamo in queste lettere? Richieste stranissime, strane. Richieste particolari che ti fanno tenerezza, non stranissime. A un certo punto in una lettera chiede dei semi, no? Di quei fagiolini mangia tutto, perché in America non ci sono e lei vorrebbe mangiarli una volta. Chiede dei semi di fiori, forse vuole portare un po' della nostra fauna a Patterson, capite? Poi in un'altra lettera ti chiede una ricetta di un dolce, quale dolce? Il bunetto. No? Oppure chiede del tessuto, perché vuole fare un vestitino a quadrettini bianchi e neri, come si usa anche in America, ma vuole un tessuto che sia comunque la colorazione provata attraverso un bucato, no? E poi altre cose. E poi evidenzia sempre questa nostalgia. Questi sono pochi esempi. Nel quaderno, perché il libro da dove ho tratto per la giornata di oggi le notizie, è un libro che ho curato, fa parte di quella serie di eventi, di storie, di notizie proprio della mossa di un tempo. E quindi ti fanno queste lettere praticamente scoprire che non è una cosa lontana questo fatto di queste persone che sono via da tempo e tutto, ma te la fa diventare, ti fa riavvicinarti a loro. Sto superando i tempi? Sì? Io tendo a scrivere 500 pagine e a parlare tanto. Allora, brevemente l'altra parte e concludo, perché altrimenti gli altri relatori potrebbero avere reazioni brutali nei confronti. Poi sono l'unica donna qui. Signore, aiutatemi, sono in pericolo. Non c'è bisogno? No, mi distruggo. Va bene. Allora, ultima cosa. Io ho parlato dell'emigrazione, ma a Mosso si verifica un altro processo, ma non solo Mosso, anche negli altri paesi del Biellese, un processo migratorio. In questo caso non popolazione che viene dall'estero, incomincia negli anni 20, bensì dal Veneto, ed è la migrazione veneta, che ha un apice nel 1951, l'alluvione del Polesine, e in un altro momento abbastanza importante, il 59. Anche qui abbiamo lo stesso discorso dei nostri migranti. Un ricordo dolcissimo e tristissimo della patria d'origine, indicazioni su come vivevano, che tipologia di persone arrivano dal Veneto, contadini che vivono miseramente. Mi è rimasta impressa una testimonianza di una signora che parlava di un vicino di casa che avevano i bambini un unico paio di scarpe e quando dovevano uscire in paese
dovevano aspettare, quello che era in casa doveva aspettare quello che era fuori per poter indossare le scarpe. Poi un sistema anche di conduzione dell'agricoltura che in certi casi poteva essere un pochino più, tra virgolette, moderno, in altri casi era decisamente arcaico. Luoghi d'origine, Rovigo, l'area di Rovigo, i comuni di Rovigo, di Padova, ad esempio, sono i maggiori. Anche qui nostalgia. E poi ecco una cosa che, se non erro, sì, non erro, allora l'ha detto il dottor Saio, che aveva trovato difficoltà a trovare casa. I migranti veneti che giungono non hanno lo stesso problema, li chiamavano venetari, non volevano affittargli le case e quindi diventa un grosso problema. Beh, il mio cognome ad esempio non è piemontese, perché io mi chiamo Zangrossi. Il mio cognome però è un po' particolare perché io ho una bisnonna austriaca e un nonno sloveno e il mio cognome è stato italianizzato. Però Zangrossi è un cognome che si trova nel Friuli, ad esempio. Bene, concludo perché altrimenti vengo, come dico, mangiata viva dagli altri. Grazie. Abbiamo ascoltato un quadro di storia di migrazione che è fatta da tantissimi casi particolari, da tanti insiemi, perché poi le ricerche statistiche, le ricerche storiche vedono dall'alto tutta la realtà, pur ricordandosi che ognuna di queste storie è fatta da un numero infinito di storie personali, no? Sono fili che si intrecciano nella grande storia, si intrecciano le piccole storie e ognuno di noi a livello familiare o di studi potrebbe raccontarne moltissimi. E adesso magari ne ascoltiamo una, quella di Giuseppe Anice o Anice, emigrato in Francia. Sportare tutti. Allora. Sì, un po', vado, tolgo la chiave. Eccoci. Scusate un attimo. Ok, si vede? Buongiorno a tutti. Allora, la storia di migrazione che vi voglio raccontare oggi riguarda un mio antenato, si chiamava Giuseppe Anice. Anice proprio, non Anice, perché Anice è il nome della pianta. Sapete che ai trovatelli spesso veniva dato il nome di una pianta. È il caso di mio bisnonno, che era appunto un trovatello. E la storia che racconta lui è una storia che ne contiene molte altre. È una storia sì di migrazione, ma è uno spaccato di vita che coinvolge, diciamo, tutti i temi che attraversano il secolo, ossia il XX secolo, con un piccolo, diciamo, balzo anche verso la fine dell'Ottocento. Siccome il tema della giornata è la migrazione, ci soffermeremo soprattutto su questo aspetto, però mi preme dire che, diciamo, il cuore del racconto è proprio l'infanzia abbandonata, che è un altro tema dei nostri ecomusei della rete di Pettenengo, no? Quindi un uomo che in realtà, oggi celebriamo l'anno delle radici, in realtà è un uomo senza radici, completamente abbandonato, solo nel mondo. Giuseppe Anice nasce nel 2 giugno del 1894, quindi tantissimi anni fa, viene abbandonato all'ospizio di Biella 2 giorni dopo, viene subito battezzato nella cattedrale del Duomo e comincia, diciamo, la sua storia di vita all'interno subito di un'istituzione, di un istituto che è appunto l'ospizio, dove rimarrà fino all'età di 12 anni, quando verrà
diciamo, tecnicamente prelevato dall'ultimo che ne riceveva l'affido ed era dunque responsabile della sua vita futura, ma in realtà verrà subito abbandonato a se stesso all'età di 12 anni. Lo chiamavamo in famiglia il Pépé perché aveva trascorso 20 anni in Francia, quindi come migrante, assieme a tutta la sua famiglia composta di una moglie, 5 figli, 3 maschi e 2 femmine. Tutti i figli maschi sono rimasti in Francia, a Grenoble precisamente, e hanno poi avuto una discendenza che tuttora è francesissima, abita lì radicalmente appunto, mentre invece loro sono poi rientrati, il nonno, il Pépé e la Mémé, nel 1968 a Biella, tra l'altro in un alloggio di via Orfanotrofio, che così è suggestivo, no? Che ritorno alle origini. Dopo la morte della bisnonna, il bisnonno comincia a scrivere le sue memorie, che sono le memorie appunto che lui intitola, come vedete nella pagina del diario che è qua riprodotta, la storia vissuta di un trovatello, che è una storia di dolorosa, di abbandono e di riscatto sociale. Quindi laddove quest'uomo non aveva radici, riesce tramite l'amore e il desiderio di riscatto anche nelle professioni a farsene qualcuno, in particolare nel paese di Donato, nella Valle dell'Elba. Qua vi ho messo il registro degli esposti dell'anno 1894, anno in cui è stato abbandonato Giuseppe Anice. Vedete, nato a Biella di 2 giugno, eccetera, eccetera, da genitori ignoti, poi il relativo atto di nascita, eccetera, battezzato nella cattedrale. Nell'altra parte c'è una colonna che è rimasta bianca, carte, segni ed oggetti che li accompagnano, che spesso però in questi registri veniva compilata e venivano segnati quegli oggetti che accompagnavano appunto il deposito del neonato nella ruota degli esposti, e potevano essere medagliette magari spezzate per poterlo riconoscere e poi riacquistare in un futuro che poteva essere pochi giorni dopo, ma addirittura anni dopo, in età già scolare, fino a 6 anni, no? Oppure potevano essere pezzi di stoffa, insomma c'era il tentativo di far vedere che la necessità di abbandonare un infante non era dovuta a una malvagità di cuore, bensì alle necessità della sopravvivenza ordinaria, perché le famiglie erano poverissime, no? Dall'altra parte invece abbiamo tutta la serie degli affidi, quindi entrate e uscite dall'ospizio dal 1902 fino al 1906, che è l'anno in cui appunto Giuseppe Anice viene praticamente estromesso dall'ospizio e deve cavarsela da solo. La prima persona che viene indicata è zoppa Margherita, che è la mia trisnonna, perché è praticamente la sua prima baglia, e Giuseppe sposerà la figlia della sua prima baglia, quindi questo legame che gli rimarrà per sempre. Vado un po' veloce. Ho fatto una piccola ricerca. In quell'anno, nel 1894, nel Biellese vennero abbandonati 164 neonati, che è un numero molto grande, però non si avvicina nemmeno a quelli che erano i numeri delle grandi città, tipo Milano, dove c'erano i Martiniti, eccetera, dove sono alcune migliaia all'anno. Comunque soltanto un anno non era presentio, siamo alla fine del secolo, però ci dà già un'idea importante di quelle che erano situazioni di questo tipo. 164, quindi 55 morirono nell'arco di pochi giorni, quindi circa un terzo viene decimato. Perché morivano? Perché di abbandonati invernali, non a Biella, ma magari nei paesi, nelle valli. Le rigide temperature dell'inverno facevano sì che non potessero sopravvivere ad arrivare fino a Biella ed essere così ricoverati, no? 52 invece vennero riconosciuti, legittimati o ritirati dai genitori entro pochi giorni, qualche mese o addirittura anni, così come abbiamo visto grazie a quelle testimonianze che accompagnavano il rilascio, e poi addirittura 28 vennero dati a tutela definitiva entro i 12 anni, che era quello che sarebbe dovuto cadere anche a Giuseppe, ma che invece vedremo non accadrà. Cosa succedeva? Che la gente prendeva un bagliot, così si chiamavano insomma i trovatelli, per quel piccolo sussidio che si chiamava appunto il bagliatico, che poteva ricevere. Erano pochissimi soldi, pochissime lire, però potevano essere un compendio alle scarse risorse per la sopravvivenza. E dall'altra parte però, se avevano una storia di povertà pazzesca, no? Se da una parte c'era questo tentativo di introdurre delle nuove bocche da sfamare per avere il sussidio, dall'altra parte c'era la necessità di
mandarne via altre bocche da sfamare, per lo stesso motivo che costava sfamarle, per cui i bambini venivano affittati anche stagionalmente, facevano i vaccaretti, facevano i garzoni di stalla, che è il destino che ebbe il mio bisnonno dai 6 ai 12 anni, girando un po' tutte le fattorie di tutto il biellese. Devo un po' velocizzare forse? No. Okay. E questi sono tutti gli spostamenti che a partire dai 12 anni il bisnonno fece all'interno non solo del Biellese ma, come vedete, del Piemonte e anche in parte della Lombardia e naturalmente anche della Liguria, quindi il triangolo industriale Genova, Milano e Torino, nell'arco di questi 15 anni da quando è stato, diciamo, allontanato dall'ospizio al momento in cui si è sposato. Sì, perché la storia che viene raccontata in questo libro che abbiamo intitolato Ero di Nessuno, che sono praticamente i quaderni, il racconto di vita, l'autobiografia di una persona senza radici che però ha combattuto per tutta la sua giovinezza per emanciparsi, avere un lavoro che poi sarà quello di panettiere, formarsi una famiglia, eccetera, eccetera, acquista le radici e riesce a trovare l'amore della sua vita, che è questa Mariolin, la mia bisnonna, figlia della sua prima baddia, come abbiamo visto. Qua vediamo la coppia sposata nel 1915 alla vostra sinistra e poi nel 1940 sempre a Donato. Nelle varie peregrinazioni che il vaccaretto biellese è costretto a fare in tutti questi anni per costruirsi una famiglia, eccetera, eccetera, quindi trovare riscatto ed emancipazione, ci si inciampa nel fascismo, nella guerra, per cui prima della guerra, per cui facendola breve, il podestà locale di Donato, che era il suo paese d'adozione, gli mette i bastoni tra le ruote, lui aveva una panetteria, insomma, vanno in fallimento e sono costretti a migrare, ma già le difficoltà erano negli anni 30, per cui c'è un primo tentativo di migrazione tra le due guerre, tra il 24 e il 25, e se mi permettete, abbiamo tempo, leggerei una piccola pagina perché è interessante. Lui li chiama tentativi di evasione, come se emigrare fosse una sorta di fuga da una sorta di carcere, da una parte, e dall'altra però è anche evasione come un modo di evadere dalla realtà triste che lo circonda, quindi una sorta di vacanza. E allora ecco che nel secondo tentativo di evasione di Giuseppe Anice egli racconta. Dunque, come si è detto, si riusciva a tirare avanti abbastanza bene, malgrado tutti i bastoni che mettevano tra le ruote nel nostro traballante carro. Ma a frenare questo nostro buon avvio fu la sleale concorrenza dei più forti e così dovetti disfarmi del mulo e del carro a prezzo irrisorio. Non avendo più rendita, infatti non avevo potuto ribassare il pane e avevo perso buona parte della mia clientela. La mia povera Mariola poté riprendersi, perché era malata, e tornare a svolgere la sua normale attività per ridare nuovo vigore e riassetto al nostro bilancio, molto indebolito per la forte spesa sostenuta per le cure e per la forzata limitazione dell'attività. Purtroppo ci lasciammo cogliere nell'ingranaggio del concedere crediti per tenersi stretti i clienti che noi credevamo buoni e coscienti, mentre ben presto ci fecero subire il male cancrenoso da cui non si guarisce più. Non valgono più le cure, se sei già per sorte di deboli risorse finanziarie. Così purtroppo la malattia dei crediti, così la chiama, si rivelò incurabile e ci indebolì sempre più fino al totale scoraggiamento. Quindi ecco, la motivazione per cui si parte è la povertà. Tentai 2 volte la soluzione dell'immigrazione ma senza successo. Adesso vabbè, qua mi interrompo, in realtà racconta di come cercano di emigrare in un paese del Nizzardo, della Costa Azzurra, che si chiama Beaulieu, dove prima era andata Mariola, anche lei come in servizio di una casa di benestanti, e poi sarebbe dovuto arrivare Giuseppe per aprire una panetteria. Fatto sta, la faccio breve, racconta Giuseppe, era tutto pronto. Varcano il confine clandestinamente, quindi siamo in clandestinità nel 23.
nel 24, chiedo scusa. Riescono finalmente ad arrivare e una volta arrivati lì lui sarebbe dovuto, cioè la Mariola sarebbe dovuta ritornare a casa e lui aveva già aperto la panetteria, ma non riuscendo a distaccarsi dalla moglie alla fermata del treno, decide all'ultimo momento di salire sul treno e rientrano a Donato insieme, ritornando in una situazione di povertà di prima, e riprendono. Il secondo tentativo di emigrazione si avrà invece dopo la guerra, nel 1946. Questa volta il tentativo riesce, tutta la famiglia attraversa il CIT, che sarebbe il piccolo Gran San Bernardo, con delle guide locali, e tutte queste storie sono ricostruite dal centro di documentazione sull'immigrazione Giampaolo Chierino, di cui si parlava prima, di Donato, con tutte le testimonianze diciamo, incrociate degli abitanti di quel paese che aiutano la mia famiglia a attraversare la frontiera e a sistemare tutti dopo la guerra a Grenoble. Dovete pensare che sì, c'era una politica di accoglienza migratoria di De Gaulle, perché la Francia aveva bisogno di essere ripopolata, però gli italiani in Francia in quel periodo, soprattutto dopo la guerra, subito dopo la guerra, erano mal visti perché li avevamo invasi e ci trattavano come ci trattavano anche in America 100 anni cioè qualche generazione prima, quindi c'era una sorta di razzismo. Tuttavia con il tempo ci saranno tutti i vari processi di integrazione che porteranno però poi adesso come risultato appunto che i figli di Giuseppe sono tutti francesi, adesso sono già tutti morti, i loro nipoti e i loro pronipoti. Vi leggo velocemente l'ingresso in Francia del 1946, dice: così varcammo clandestinamente la frontiera. Era il 1 marzo del 1946. Ugo era partito 3 settimane prima per Genissià e lavorava in un barrage da manovratore, cioè il barrage sarebbe una diga. Io e Giuliano lo raggiungemmo e tutti e tre lavoravamo in quel barrage. Wilfrido partì qualche mese dopo e si impegnò a Grenoble. A Donato rimase più solo Bianca, la mia nonna, la mia cara Mariola, in attesa di essere tutti noi ben sistemati e poi raggiungerci. In luglio, lavorando sotto la pioggia e nel fango, mi sono gravemente ammalato a dover essere ricoverato in ospedale. Alla notizia che ero in pericolo, la mia cara Mariola volle subito raggiungermi coraggiosamente in compagnia di Bianca. Valicarono anche loro il piccolo San Bernardo a piedi, così ci trovammo tutti espatriati clandestini, e questo è l'inizio dell'immigrazione. Poi nel diario, nel libro del bisnonno, si parla più poco dell'immigrazione. Perché? Perché di fatto quella storia che il bisnonno voleva raccontare e tramandare e di fatto fondare una discendenza basata sulla scrittura ai suoi figli e per diciamo, estensione anche a tutti quelli che potevano sentirsi figli del PP, quindi nipoti e altri diciamo, interessati, voleva tramandare appunto il periodo della sua vita che non era conosciuto, ed è per questo che i suoi diari si sofferma soprattutto sulle difficoltà che ebbe nell'infanzia, appunto da trovatello, come abbiamo parlato come abbiamo detto all'inizio. Figuratevi, giusto per dare un flash, che appena uscito dall'ospizio, quindi siamo nel 1906, venne prelevato e portato al mercato delle braccia di Santiago. Immaginatevi una piazza del mercato in cui venivano esposti a febbraio, praticamente nudi, spogliati, questi ragazzini di 12-13 anni prelevati dagli ospizi, che venivano tastati e palpeggiati dagli acquirenti che li dovevano affittare per un periodo di 6 mesi. Ecco, il racconto di questo, per esempio, è veramente toccante. Ancora rileggerlo oggi fa venire i brividi, per pensare che soltanto 100 anni fa c'era nel civile Piemonte post-unitario un mercato delle braccia, degli schiavi praticamente. Finisco, se no la faccio un po' troppo lunga, dando un po' di numeri sulla migrazione, in particolare della migrazione in Francia, che è quella che riguarda Giuseppe Anice, e possiamo a grandi linee analizzare i periodi, che sono essenzialmente 3, che vanno dall'unità alla Prima Guerra Mondiale, il secondo periodo tra le due guerre con il fascismo e il terzo periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino a metà degli anni '80. Alcuni considerano un quarto periodo a partire dal 2007, però con un'incidenza molto minore, la cosiddetta fuga dei cervelli, in cui diciamo, c'è un movimento migratorio dall'Italia verso la Francia perché non c'è possibilità di lavoro in ambito intellettuale.
Comunque, brevemente, tra 800 e 900 sono 26 milioni di italiani che migrano per motivi sia economici che politici, sì, perché poi ci sono anche i dissidenti, no, durante gli antifascisti, durante la guerra e durante il fascismo. Una parte di essi si dirige in Francia, che all'epoca mancava di manodopera. Gli italiani diventano così stranieri più numerosi in Francia dall'inizio del XX secolo sino agli anni 60. La causa principale fu naturalmente la povertà. E le destinazioni, la prima migrazione nel primo periodo abbiamo soprattutto dai paesi vicini, quindi confinanti come il Piemonte, la Liguria, in parte anche la Lombardia, e si andavano verso la Costa Azzurra, nel sud della Francia, e poi Parigi, che era diciamo, il centro abitato più importante e più grande, ancora oggi è così, no? Nel secondo periodo invece in nord, la zona della Lorena per le miniere, e dopo l'ultima guerra l'immigrazione si sparge un po' ovunque in tutto il territorio. I mestieri, si parlava prima, sono, per quanto riguarda per esempio i nostri paesi, soprattutto della valle dell'Elvo, erano muratori specializzati in ogni tipo diciamo, di attività legate all'edilizia. Ogni paese aveva i suoi specialisti, erano per esempio a Mongrando c'erano i trabucanti, eccetera. Però erano anche commercianti, ambulanti, stagionali, saltimbanchi, vetrai, venditori di statuette, ristoratori, sarti, taglialegna, come si diceva, carbonai, minatori, eccetera. Questa è una tabella che riassume i movimenti, i tragitti migratori degli italiani, non solo in Francia, ma in tutto diciamo, il mondo, nel periodo della grande migrazione italiana, che va appunto dall'unità d'Italia fino agli anni 60 del secolo scorso, e possiamo solo vedere come la Francia, in tutti i tre periodi, sia al secondo posto come, diciamo, come obiettivo migratorio. Al primo posto c'è naturalmente Stati Uniti e Canada. Vado un po' veloce, adesso qui vi faccio vedere una carrellata di fotografie e poi concludo il mio intervento per non farla troppo lunga. Quella che vedete in fotografia è un'automobile, un prototipo del fine degli anni 20, la Rubino tipo 1, autovettura uscita dalle officine omonime di Netro, che producevano automobili all'inizio del secolo. Sopra l'automobile tutta la famiglia Annice al gran completo. Questa è la prima balia, quella che diede il suo latte sia al mio bisnonno sia alla sua futura moglie Mariola. Questa è lei a 19 anni, era più vecchia del bisnonno, aveva già, quando si sposavano, aveva già un figlio di un cugino primo emigrato in Francia, col cui era sposata, che la maltrattava. Poterono poi sposarsi alla morte di quest'ultimo all'inizio del secolo del 1915 e ebbero altri 5 figli. Purtroppo il primo figlio della mia bisnonna, Dovardino Edoardo, è morto nel 1918 in seguito alla gravissima epidemia di spagnola che ha falcidiato quasi più della guerra. Questa è una foto di famiglia negli anni 70, siamo già al ritorno, diciamo, dell'emigrazione nel paese di Donato, con tutta la famiglia al completo, c'è Giuseppe Anici con i figli, con tutti i 5 figli, al centro la mia nonna Dea, altre fotografie di quei periodi. Questa l'ho messa perché dal punto di vista storico è interessante, sempre al centro la mia nonna Dea che lavora in una manifattura di scardassi a Occhieppo, e sulla destra abbiamo Tina Secchia, che era la sorella di Pietro Secchia, il numero 2 del Partito Comunista Italiano in quegli anni, siamo negli anni 50, che era intima amica della nonna. L'ultimo genito di Giuseppe Anice, lo zio Giuliano, l'anno della morte di entrambi nel 1978. Ecco, poi la pubblicazione di questo libro ha avuto diverse traversie, quasi come fosse un movimento migratorio esso stesso, e si arrivò alla pubblicazione soltanto nel 2019, dopo aver partecipato a una manifestazione, a un concorso letterario per scritture dal basso, praticamente il premio letterario Pieve Santo Stefano, che è la città del diario, dove vengono raccolte le testimonianze, diciamo, scritte delle persone comuni a partire dal 1984. Queste sono alcune immagini di Donato, che è una sorta di protagonista del libro, del romanzo, perché sono i luoghi in cui ha lavorato e ha vissuto Giuseppe Anice.
Questo è il municipio, attuale sede della sede operaia, cioè della società operaia, che è anche il panificio in cui lavorò moltissimo. Quando uscì il libro nel 2019 fece abbastanza parlare di sé. Qua abbiamo un breve estratto della rassegna stampa di quel periodo. Ed infine vi lascerei con quest'ultimo filmato che dura meno di un minuto, che siamo riusciti a recuperare, dove vediamo il bisnonno accompagnato dalla sua moglie Mariolin poco prima di morire. Siamo in Francia, a Grenoble, a Fontaine, in una ripresa in cui scendono le scale con i nipoti, i figli e i nipoti avuti in Francia. E dopodiché vi saluto. Almeno 1 milione di scale. E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Nei fiumi corrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole. Sì, facendo 2 velocissime riflessioni su quello che abbiamo sentito, c'è da rendere onore alla caparbietà di queste persone che, ricordiamoci l'età in cui faceva il garzone di stalla venduto a peso praticamente, dai 6 ai 12 anni, e la caparbietà di riuscire a costruire una famiglia e un futuro. Collegando questo ai giorni nostri potremmo dire, quando prima diceva pensare che 100 anni fa a Santiago c'era un mercato delle braccia, proviamo a ricordarci dei campi di coltivazione a Saluzzo con il caporalato o il lavoro in nero nelle vigne delle Langhe, cosa di quest'estate, dell'anno scorso, del mese scorso, di questi giorni. Quindi bisognerebbe forse ricordarsi del passato e fare molta attenzione al presente, perché spesso delle notizie distraggono e la realtà invece ha ancora molti problemi da risolvere sull'accoglienza e sull'integrazione. Adesso torniamo a un discorso più generale, diciamo, il caso di Vaglio Pettinengo come paese di migranti e di migrante e migrante. Grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Vaglio Pettinengo, paese migrante, paese di migranti. Così è stato il titolo della relazione che dovrei fare. In realtà è un titolo mutuato da un lavoro che dovrebbe uscire, penso, in un libro scritto anche con l'amico qua vicino Mario Menegon, dovrebbe uscire per la fine dell'anno, così mi hanno detto, no? Opere del Museo delle Migrazioni, Pace Future ed altri, no? Destinato a raccontare la storia dell'emigrazione e dell'immigrazione a Pettinengo, a Vaglio Pettinengo. Dico questo, ho fatto il prossimamente su questo schermo, come si faceva una volta al cinema, no? Ho detto, perché ho fatto questa storia? Non voglio oggi parlare del passato, no? Stranamente. C'è un motivo. Sull'emigrazione si è scritto moltissimo, no? Direi, sulla storia dell'emigrazione, come è avvenuta, come è andata, come è stata e così via. Sono stati ricordati prima i contributi della Fondazione Sella, il lavoro del Museo dell'Immigrazione di Donato, dell'Ecomuseo della Serra, pensiamo alla Casa Museo di Rosazza, pensiamo a quelli di Roasio per esempio, e tutti questi lavori qua. E di storie sull'emigrazione del passato, no? Potremmo riempire questa chiesa, no? Con degli scaffali alti fino al soffitto probabilmente, no? Però se è vero
no? Che dal passato, qualcuno dice, no? Dobbiamo ricordarci per costruire il futuro oggi lo costruiamo col presente, no? Con cos'è l'oggi. E allora mi sono chiesto, quando dovevo parlare in questo, quando sono stato invitato a parlare in questo convegno, ma questo convegno alla fine, no? È nell'anno europeo delle radici, no? Allora, cos'è una radice? Cos'è innanzitutto una radice? Andiamo un pochino all'intimo. L'organografia botanica ce lo spiega benissimo cos'è una radice, no? È quell'organo che ancora la pianta al suolo, al substrato, no? E nel contempo ha una funzione nutrizionale perché assorbe dal suolo la soluzione circolante ricca di alimenti per alimentare la pianta. Allora, se ho cercato, pensando così, gironzolando così, come trasporre questo significato di radici, no, nel tema dell'emigrazione. Cos'è una radice parlando di emigrazione? Se la terra di origine, di emigrazione, no, è il suolo, no? Parliamoci chiaro, cos'è la radice? La radice alla fine può essere, no? Ho pensato, non lo so, non è detto che sia giusto, è un tentativo, no? L'ho pensato andando in giro col mio cane, no? Un pastore biellese, quindi non avevo molte occasioni di discussione, di metterlo in discussione questa cosa, no? Cos'è una radice in tema di emigrazione? Penso possa essere, no? Ipotizzo, tutto quell'insieme di fatti e atti concreti e di sentimenti che in qualche modo ancorano gli emigranti, no? Alla loro terra di origine e nel contempo nutrono questo ancoraggio, cioè la soluzione circolante, no? Nel sangue di questa soluzione circolante. Quindi il tema, cosa di cui parlare in questo momento, non è tanto cosa è stato a vaglio l'emigrazione o l'immigrazione allora, no? Questa è la storia, è il passato, il trapassato, è il passato prossimo, il passato remoto e anche il trapassato, se vogliamo, ma parlare un attimo dell'oggi. Cos'è oggi? Oggi, qual è lo stato dell'arte di questa soluzione circolante che lega gli emigrati al loro territorio? Come è vissuto questo? Com'è? E lo faccio con alcuni esempi banalissimi, recentissimi e così via, che poi si perdono anche nel tempo. Ho detto, Vaglio paese migrante di migranti. Se volessi essere sincero direi, Vaglio paese migrato, perché i vaglieri sono più fuori Vaglio che a Vaglio. A Vaglio adesso siamo in 200, 250. In questo momento sto pensando, per esempio, in Costa Rica ci sono 500 Vaglio. Il paese è quasi più là che qua, no? E questo è abbastanza importante. Allora, vengo un pochino a qualche esempio di questa soluzione circolante. Nemmeno un mese fa, 13 luglio, a Vaglio, in occasione della festa patronale di Vaglio, San Bernardo, era un migrante anche questo, tra parentesi, no? Allora, San Bernardo, da qualche anno si fa una cena in piazza, no? Allora, a questa cena in piazza chi c'era? Chi c'era in cucina a cucinare? Sylvie abita in Francia, però suo nonno era partito da Vaglio prima della prima guerra mondiale, è ritornato a farsi la guerra, è ritornato a Vaglio e poi è ritornato in Francia, però quando all'epoca della pensione è ritornato al paese durante le vacanze e Sylvie passava le sue vacanze qui e oggi è incardinata durante l'estate qua a ritornare qui ed era in cucina quella sera a cucinare e questo è il sangue di questo legame, il sangue di oggi, no? Quel che possa dare i frutti in passato. E a servire tra i tavoli chi c'era? C'era Bruno. Bruno in questo momento era a fare il volontario alle Olimpiadi, no? Bruno vive in Francia, però il suo bisnonno era partito da Vaglio fino all'800, era sposato naturalmente con una di Vaglio, una di nostra, siamo sinceri, no? Allora, era partito, è andato in Lussemburgo, si è spostato in Francia, ha approdato a Longuyon, ha figli,
le figlie e ieri ha sempre trascorso l'estate a Vaglio, adesso la nipote e Bruno stesso vengono l'estate a Vaglio a trascorrere le loro estati, le loro vacanze e sono perfettamente incardinati nel paese fino a fare un'opera di servizio in questo paese. Questo è l'importante, mi sembra, di queste soluzioni. Vado un pochino prima, non tanto tempo prima. 7 giugno ci sono state le elezioni europee. Dal comune di Pettinengo sono partite 120 cartoline, certificati elettorali per gli iscritti nel comune di Pettinengo all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. No. Cos'è questo? Questo è un legame mantenuto fra il paese di origine e chi c'è dall'altra parte. Allora, sulle cittadinanza all'estero e sulla richiesta di cittadinanza potremmo discutere un momentino, perché possiamo avere visto da due punti di vista. La richiesta di cittadinanza italiana per avere un'opportunità, cioè perché il passaporto italiano ti può aprire porte che magari il passaporto di alcuni paesi, soprattutto sto pensando ai paesi sudamericani e centroamericani, no, non te lo danno, e l'aumento di queste richieste è stato notevole in genere per tutta Italia al momento in cui c'è stato il crack in Argentina, se ricordate. Magari non vorrei che, magari adesso qualcuno arriva anche dal Venezuela, no? Di queste richieste, così tanto per essere sempre sull'oggi, no? Bene. Dall'altra parte però invece è il legame col paese natale. Ho pensato, e guardate, ci sono tanti emigrati per esempio che studiano alla Dante Alighieri, all'estero studiano l'italiano alla Dante Alighieri e parlano l'italiano meglio di me, voi, parliamoci chiaro, no? E questo è importante, qui non è più un'opportunità, qui è il legame veramente, è il sangue che veramente ha globuli rossi e piastrine, veramente, no? È una soluzione circolante che è ricca, non è una soluzione circolante povera e così via. Queste sono delle piccole cose, vado un pochino più indietro, tra parentesi, già che ci sono, lunedì, signor Sindaco, devo sferire a Pettinengo a fare la richiesta di un certificato di battesimo, no, di nascita, per spedirlo in Costa Rica, no, me l'hanno richiesto per una doppia cittadinanza. È la quarta volta o quinta che salgo a Pettinengo per queste richieste. Se permette, signor Sindaco, se trovasse un angolino in municipio in cui metterci una sedia, un tavolino, per mettere ufficio esteri, magari potrebbe anche essere comodo, no? Questi rapporti con l'estero e così via. Mi viene in mente una cosa, guardate, mese di aprile di quest'anno, dal comune di Pettinengo l'impiegata mi telefona e mi dice: guardi che ci sono qua 3 donne che arrivano dal Costa Rica. Sapete che ho qualche rapporto con queste persone, no? Salgo, mi dico queste persone sono in un bed and breakfast, vado a trovarle, no? Loro non sapevano di me, io non sapevo di loro. Niente, ci siamo presentati, tu sei la tarantanieta di Giuseppe Vaglio? Yes, sì, mi dice veramente. Abbiamo trascorso la serata e il giorno dopo assieme e così via, no? Adesso siamo in contatto, capite? Era venuta qua a ricercare le sue fonti. Questo è importante, no? Altro sangue veramente circolante. No? L'anno scorso, qualche giorno prima di Pasqua, io ero in giro per Biella e mi telefono: c'è qui un signore che arriva dal Costa Rica. Ne sai mica niente? Assolutamente no. Ci troviamo, lui è un avvocato d'affari internazionale, no? Per esempio, ci troviamo un attimo, 10 minuti in un bar a Biella. Effettivamente, così che lui non era neppure un Vaglio, la moglie è Vaglio e abita in Costa Rica. Era venuto a vedere il paese degli avi della moglie. Capite, signori, che questo è forte veramente, no? Doveva venire quest'estate a Biella, lui e la sua famiglia, perché voleva far imparare l'italiano alla nipotina. Poi non è venuto per altri motivi, per motivi di salute. Verrà il prossimo anno. Queste sono cose importanti, queste sono cose veramente che ci danno lo stato di salute, lo stato dell'arte, vorrei dire, dei rapporti di un piccolo paese fra gli emigrati e gli emigranti.
il bisogno delle radici. E vorrei chiudere in questo fatto. L'anno scorso, ai primi di luglio, a Vaglio è stato fatto un murales in acciaio. Sono rappresentati un albero, una pecora, una donna e un bambino. Accanto all'albero c'è scritto: il castagno è un albero sociale, tanti castagni insieme sono un bosco. Accanto alla pecora c'è scritto: la pecora è un animale sociale, tante pecore insieme sono un gregge. Accanto alla donna e al bambino c'è scritto: le donne e gli uomini sono esseri sociali, tante donne e tanti uomini insieme sono un paese. Il paese migrante dei migranti ha voluto così ricordare le sue radici. Questo è un segno banale, è un segno dell'oggi proiettato verso il futuro. E tantissime sono queste radici. Guardate, ieri sera per caso, guardando alcune cose, ho tirato fuori una medaglia, è una medaglia commemorativa della Prima Guerra Mondiale. È intestata a Guaglio V, Luis V Vaglio. Vaglio era figlio di quei Vaglio, di quei 4 fratelli Vaglio, di cui uno era mio bisnonno, per esempio, emigrati in Costa Rica, no? Nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento. Era italiano, anche se abitava in Costa Rica, ha ricevuto la cartolina precetto. Poteva starsene là a Cartago tranquillamente. È venuto in Italia, primo reggimento artiglieria da montagna, e si è fatto la guerra. Questa è una radice antica, un botanico direbbe ha una pilorizza antica, ma che si rinnova continuamente, no? Però è i segni della storia che si rinnova. Quindi se vogliamo che i nostri rapporti con gli immigranti siano tali, dobbiamo cercare veramente di far sì che questa soluzione sia continuamente innestata. Chiedo scusa se ho approfittato del vostro tempo. Si è parlato del significato di radici, e il progetto Italea ce l'ha nel nome, perché Italea nasce proprio dall'unione tra Italia e Talea, considerando la Talea come mezzo per far ricrescere una pianta in un altro luogo, come succede per tutte le comunità migranti, più o meno consapevolmente, perché ci sono le migrazioni dove si spostano un paese in un altro paese rifondando quasi lo stesso paese, come succede in Argentina, ma in ogni caso, anche se si tratta solo di una famiglia, è sempre una talea che si è spostata e rinata. E adesso proseguiamo il discorso su Vaglio Pettinengo, no? Solo su... La culla della civiltà è finita. La culla della civiltà è finita, quindi... Storia del migrare pettinenghese, sempre pettinense, all'ombra di Vaglio, ma all'ombra di Vaglio. Mi devo spostare leggermente. Presidente, che non capiti più, mi raccomando. Allora. Adesso però io devo bere, eccola qua. Bene, abbiamo parlato di radici. E noi a questo punto nel nostro piccolo abbiamo fotografato le radici, così imparano a venire a insegnarci a noi cosa sono le radici. Il botanico di Vaglio poi ce l'ha raccontato, lasciamo perdere, va? Allora, questa è in sostanza a serio, è una raccolta fotografica che è stata promossa dal circolo su Nuraghe, così un po' raccolta in giro, perché non si parla di... hanno raccolto 50 fotografie. In realtà di queste 50 che poi hanno cominciato a esporle per il paese, fatto cose megalattiche, cose di una certa importanza. Però una volta passando per il paese, dico bello qui, bello là, però infine qui chi conosce Caio, al di là degli anziani, qualche reminiscenza avevano, tutti gli altri dico bello sì però. E volgo l'amato Presidente Battista, gli dico scusa Battista, cosa c'è? Così?
Ah, il micro... Ah, ma volete anche sentire? Va bene. Grazie, grazie. Allora, sì, abbiate pazienza, non sono molto esperto. Allora, per la breve, il nostro amato Presidente dice, gli dico, pronto, adesso va bene, mi sentite? Adesso sentite? Ah, molto bene, molto buon, a posto, grazie. Allora, critica il buon Battista, dico Battista, ma scusa, ma qui non hanno anima, non si sa, eccetera. Allora dico, ma sì, io qualcuno li conosco, il buon Battista chiaramente coglie la palla al balzo, dice, bene, scrivi qualcosa, vedi un po' tu E io ho detto di sì, ma incastrato. Allora, per farla breve, abbiamo fatto su queste 29 fotografie, abbiamo fatto 29 schede con la collaborazione della signora Lucia e della signora Gaia, Paola Gaia, che è la memoria storica di tutto questo. Quando c'era qualcosa che non si sapeva, si andava Paola e lei ci raccontava tutto il perché e il per come, su 90 casi. Procuriamo queste, 29 schede. 29 schede che sono, che noi, adesso qui non si vede, non si legge niente, però sono l'elenco delle 29 schede in senso come si chiama, alfabetico, no? Andiamo avanti, saltiamo anche questo. Queste 29 schede da cosa, come vengono fuori? Si è partiti dalla fotografia, si è cercato quali erano le fonti di questa fotografia, quindi chi l'aveva proposta. Siamo andati a fare la visita a questi gentilissimi signori, disponibilissimi a raccontare la storia di quella famiglia, dei vari personaggi, e alla fine altra fonte molto importante sono stati gli archivi chiaramente parrocchiali, l'archivio chiaramente storico comunale, e alla fine nell'archivio comunale abbiamo trovato 4.300 schede fatte in questa maniera, che uno diceva ma cos'è, cosa non erano, un po' buttate lì, un po' il nostro archivio storico ha bisogno di essere messo in ordine, vogliamo l'occasione per cui abbiamo l'amatissimo sindaco per ricordargli casomai fosse necessario. Al di là di questo, e questo è un esempio delle schede nella quale si raccontava 1926, Gigetto nato figlio di, e noi con questo, con somma pazienza, visto che abbiamo un foglio Excel con tutte le 4.000 e fischia schede, siamo stati in grado di ricostruire delle famose fotografie, degli intrecci in maniera tale, degli incroci in maniera tale di capire i vari ceppi originari, da dove sono arrivati, quando sono partiti, non soltanto. E quindi questa è stata una fonte. Altra fonte importante è stato il catasto del 1798. Di lì partono, andiamo avanti, non così, esattamente, saltiamo tutto quello che è l'incremento demografico che si sposa bene con l'immigrazione, a volte l'incremento demografico sale e l'immigrazione sale anche, e tu mandi come sarebbe dire, qui questi se ne vanno e l'immigrazione sale, ci sono i perché che comunque saltiamo, se no domani mattina siamo ancora qui e non riusciamo a rispettare i tempi. E arriviamo alle radici, le fotografie. Abbiamo questa fotografia, vediamo un po' se mi funziona l'aggeggio, esattamente, sì, funziona tutto. Questo signore qui, che si vede con tanto di cilindro e vestito in maniera seria, è Don Giuseppe Costa, 1893, e uno dice ma chi se ne frega? No, questo, al di là che è stato esposto, quindi fornito dal signor Pierangelo, che è un suo vecchio prozio, questo è stato il primo rosminiano ad arrivare negli Stati Uniti. Chiaramente si era fatto 15 anni prima di Inghilterra, aveva imparato bene, era uno che ci sapeva fare, era amico della famiglia del presidente d'America. Chiaramente quando fu ucciso lui si prodigò, fondatore di quello che si chiama il gruppo rosminiano negli Stati Uniti, quindi non da poco. Questo invece è il fratello, Pietro Antonio Costa, notiamo leggermente più giovane del precedente, non sappiamo quando è morto, però alla fine questo era un signore, un musico che ha scritto della musica, una marcia, Napoleone III, tanto per non l'ho anche decorato. Però lui si sentiva italiano quando ha voluto venire qui in Italia. L'ultimo periodo l'ho fatto qui, andiamo avanti, sì, perfetto.
Questo invece che vediamo che non si vede, ma noi eccolo qua, per i più che hanno la vista buona. Questo signore Augusto Ebanista era praticamente il nonno sempre di Pierangelo, che era figlio di un altro dei fratelli che abbiamo visto, quindi era nipote di questi gentilissimi signori, no? Il quale faceva l'ebanista, lì lo vediamo in Francia, richiesto, e nella una lettera che Pierangelo mi ha fatto avere, una lettera che un signore dove lui lavorava che diceva: ah sì, vieni che ci fa piacere, abbiamo bisogno di te, però ricordi di portarci dei torcetti, che sono stati buonissimi quelli dell'altra volta. Andiamo avanti. Eccola qua. Questa è la fotografia, questo è il cuore della nostra ricerca, del famoso 29, perché qui vengono rappresentate nel 1914, nell'anno del 50° anno di matrimonio di questi due gentilissimi signori qui, che sono i signori Peraldo, l'immigrazione che abbiamo avuto come pettinenghesi dal biellese e l'emigrazione che da Pettinengo gli eredi di questi gentilissimi signori hanno fatto verso, tanto per citarne uno, America, questo gentilissimo, questo è Grato Mazza Picciotto, no, con i relativi figli, questo, quest'altro, con tutti. Cos'era successo? Il Scioschi Peraldo, bella genia, aveva praticamente avuto 5 figlie, no? E queste 5 figlie, caso strano, sono casate con quelle di Pettinengo una volta arrivati qui. Quando sono arrivati qui parliamo del 1870, tanto per darci un'idea. Gli amici si sono casati qui e buona parte di queste figlie si sono sposate con i Mazza Picciotto. Ad esempio, no, torno indietro, signor, per cortesia. Ecco qua, ad esempio, Mazza Picciotto, questo è Grato, questo signore con i baffi è Mazza Picciotto Valerio, questo è Mazza Picciotto Vito. Quando diciamo Mazza Picciotto Valerio, Mazza Picciotto Vito, parliamo dei signori che abitavano lì, che avevano, diciamo, per dire, un emporio, no? Ed erano nel commercio. Poi, alla fine, qui ci sono tutti gli altri, come si chiama, figli del Grato, e questo signore qui è un Peraldo, Mario, il quale anche lui se ne andò in Africa. Quindi qui abbiamo l'immigrazione, abbiamo l'emigrazione che si svolge in una parte in Africa, una parte in Francia, principalmente in Francia, perché buona parte dei figli del Grato sono andati in Francia. Quindi Francia e chiaramente il buon Grato in America. La storia di Grato sarebbe lunga a raccontare perché abbiamo il foglio di sbarco quando è arrivato, lui non era un immigrante, lui era uno che aveva già il posto di lavoro quando è arrivato lì, quindi sarebbe molto interessante, ma il tempo è quello che è, voi vi attaccate al treno, non sapete niente, andiamo avanti. Anche interessante. Allora, questo signore qui, questo è Gabriele Beglia. Uno diceva: che ci fanno i Beglia? No, questo è importante anche questo, perché era vestito da berbero. Dico, perché questo signore era figlio di un certo signor Albero, eccolo qua, che non si legge niente, comunque è figlio di un certo signore Antonio, il quale si è sposato 2 volte, per farla breve. La seconda volta si risposa con una certa signora Anna, Beglia lui, Beglia lei. Questa Anna Beglia era una nipote di un signore Beglia che adesso noi conosciamo tutti noi pettinenghesi, perché se abbiamo frequentato poco, diciamo, comunque il nostro cimitero, quando entriamo sulla destra c'è un signore su una bella stela, un marmo bianco ormai mezzo tutto pieno di muffe, ti guarda severo. Quello è il signor Beglia, da dove arriva la nipote. Per farla breve, questo signore, io schiaccio ma non, vabbè, è uno, perché non compare, eccolo qua, e questo qua. Questo Gabriele è partito da Pettinengo e è andato a rilevare quello che era l'attività che il suo trisnonno aveva già impostato a Relizan in Algeria. Lì erano già avviati, lui e il fratello hanno costruito, diciamo, la moschea, tanto per capirsi, a Relizan, hanno fatto tutta una serie di cose. Qui abbiamo diciamo, l'albero dei Beglia. In questa ricerca siamo riusciti a risalire, messo assieme altri punti di riferimento, abbiamo costruito un po' un albero dei Beglia. Sintetizzando, i Beglia sono 3 rami, c'è il ramo notarile, dottori, eccetera, eccetera, uno, poi c'è il ramo industriale, quella della ditta Beglia, e poi c'è il ramo edile. Se ne parla molto poco, però la loro origine, diciamo, parte appunto da questo gentilissimo signore che partirono nel 1820, tanto per capire. Andiamo avanti, se no il tempo c'è. Ecco qui,
Questo qui è un'altra fotografia interessante dove ci vede altri immigrati, sono la famiglia Peraldo e Botta. Allora, questo è il signor Mario Peraldo, figlio di quei famosi Peraldo che sono arrivati. Questo invece è il primino Perazio, cugino. Questo invece è Carlo, che non ricordo mai, la ditta, una grossa ditta, bravissima, è il suggeritore. Ma questi signori sono di giù in Etiopia e hanno costruito quello che è la filiale della Banca d'Italia etiopica, tanto per capirsi. Qui sono a Porto Said nel 1936 e stavano andando giù. Benissimo, altra fotografia interessante, questo signore qui è Vincenzo Fantuzzi, sommergibilista era una mia estorsione professionale, eccetera, eccetera, che ho voluto. Questo signore qui è arrivato a Pettinengo nel 1923, era figlio di una certa Maggia Tecla, la quale si è sposato chiaramente con un certo signor Fantuzzi. I Fantuzzi possono annoverare un generale napoleonico, no, voglio dire. Comunque, questo signore, marinaio, pettinenghese, capo reparto, eccetera, eccetera, e sommergibilista. Perché sommergibilista? Sommergibilista perché faceva parte dell'equipaggio, quei due sommergibili che nel 1938, tra i primi sommergibili italiani ad attraversare l'Atlantico. Perché facevano questo rapidamente? Perché c'era un certo Italo Balbo, gloriosa nostra memoria, che ha attraversato per la prima volta con una squadra di alianti l'Oceano Atlantico. Però sotto ci andava qualcuno che gli diceva: guarda che le condizioni del tempo sono queste, sono quelle, che insomma fossero saltati giù e aveva sorpreso. Questo signore fece parte di quella Qui abbiamo un'altra fotografia. Questo è questo signore è Giuseppe Trivero detto Sosò, che si è lasciato da poco. Qui è a Francia, ma Nancy, bravissimo, devo mettere più vicino a Nancy, esattamente quando era ancora in Francia. Poi con il papà Jean sono tornati in Italia nel 1900, all'inizio della guerra. Avanti. Questa famiglia Mazza Picciotto Luigi, questo bambino qua è il famoso Gaston. Famoso perché uno diceva famoso per noi, perché da questo signore è arrivata tramite la moglie, la signora, la donazione della casa in cui il circolo su Nuraghe ha fatto il museo. E quindi grazie a, così tanto per un inciso, tutto quello che racconto in dettaglio, fatto bene, lo troviamo nelle relative schede di queste fotografie. Questa casetta che c'è qui, questa villetta, era del Fiorio, impresario che è stato presidente degli impresari francesi, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Qui cominciano ad arrivare i veneti, siamo la famiglia Chiminello Agnolini, arrivarono nel 1938 questi signori qui. Questi sono i figli, il figlio Chiminello, che non mi ricordo mai come si chiama, Erminio, e questa è la sorella. Nel 1938, questa l'hanno fatta nel 1947, in realtà quelle scalinate che vediamo dietro non c'entrano niente con Pettinengo, perché l'hanno fatta, in quel di Vicenza. Però a noi ci andava tanto bene avere una loro erano in vacanza, quindi alla fine possiamo dire i pettinenghesi immigrati in vacanza. Però erano arrivati nel 1938. Qui abbiamo invece interessante, la famiglia di Vittorio Polato. Questa è la situazione del 1935. Il signor Polato e la signora Polato avevano praticamente tutte queste figlie e nel 28, quindi loro arrivarono nel 28, vennero in Piemonte. Nel 1935 fece questa fotografia. Noi qui adesso abbiamo delle signore che rappresentano questa famiglia, no? Ed era una dei tanti esempi che possiamo citare di partecipazione, di venire qui a cercare lavoro. Andiamo avanti. Interessante, questa è la fotografia del matrimonio Mazza Picciotto Vito che abbiamo visto nella fotografia con il Peraldo, piccolino, no? Che qui si sposa nel 1939, era ritornato, gli avevano dato una licenza di rientro, e qui si sposa con la signora Lucinda Lovison, che abitavano a Mosso Santa Maria, tanto per essere dalla parte regia. E così, quindi abbiamo citato questi signori che si sposano, questo è stato uno dei primi matrimoni veneto-piemontesi. Altra cosa importante, per un inciso per noi qui di Cantone Burgo,
no? Torno indietro Lucia, mi taglia via le parti importanti. Questo signore in bianco è il Carlino Gaia, che ha detto la poesia in Illo Tempore quando si è sposato il Vito. Tanti non gliene frega niente, ma noi siamo contenti di averlo avanti. Questa invece è la signora Borione Maria in Canuto, sempre nel 39, mentre il Vito si sposava. Questa signora si era sposata nel 38 con il signor Canuto, ma erano a Ronco e sono trasferiti in quel di Pettingo alla Vita Veglia. La signora Maria fece la portinaia dal Veglia per una vita e il signor Canuto Pierino fece il meccanico alla Vita Veglia. Avanti. Qui siamo, e qui ci serve l'aiuto del suggeritore, qui siamo nel 1955 circa ad Europa. Questo signore qua è il signor Piero Todeschini, che qui torneremo sopra. Questa signora qua che si vede malissimo è la signora che abbiamo qui dietro su questa porta. Quest'altra signora qua, vieni fuori, fatti vedere. No, c'è, non è che è così per caso, c'è. Benissimo. Questa è tua sorella, e poi c'è quell'altra signora che dobbiamo avere qui, esattamente. Esattamente, quella è la mamma. Sì. No, sei fatto brillare fino adesso. Questa è la signora. Ed è questa qua, mi dice è questa. E questa signora che vedete, non posso puntargli contro, però questa signora qui, un applauso per questa signora. Ci è costato un capitale farle venire qui, quindi almeno dateci questa soddisfazione. Andiamo avanti, qui, bellissimo, famiglia Gobbato. Famiglia Gobbato, i Gobbato arrivano qui nel 1903. Il Gobbato Niccolò, che è questo gentilissimo signore, un bel giovane militare, viene, passa per le piane, vede la signora Esther, questa qua, che chiaramente allora avevano una bella signora, si sposano. Questo forse è stato il primo matrimonio tra veneti e piemontesi. Qui si sono invertite le cose. Chiaramente è stato contestato, cioè Patirai, che non poteva andare, Patirai dei nomi che venivano dati ai veneti quando arrivavano, quindi già un nome è un programma. E quindi comunque si sposano, gli frega niente di quanto dicono o non dicono, si sposano. Qui nasce, no, torni indietro per un attimo, grazie. Questa è tutta la famiglia schierata, no? Con, vogliamo ricordare la signora Elena, che poi torneremo a vedere, con tutto un marinaio, figlio che andò a fare il marinaio, il Giovanni, l'Antonina e la prima figlia che non ricordo mai come si chiama, Noris, suggeritore bravissimo questo. Andiamo avanti. Quando mi mancano 3 minuti mi raccomando. Mancano? Allora concludiamo. Questa è la famiglia Spiller, che sono in vacanza, cioè sono in una gita ad Europa. Vai Cia. Queste sono le figlie dei signori Spiller, Eola e Silvana, sopra uno scooter che noi diciamo la Lambretta, non è vero, è una MV. E con questo direi, chiudiamo ancora con questo. Con questa sono famiglia Manzin Giuseppe, sono istriani, immigrati nel 49, qui la fotografia è stata fatta un po' più tardi, però sono venuti su e hanno trovato, roviniamoci ancora questa, poi basta. Qui sono una manica di infelici, questi sono nel cantone Ruccio, nel cortile del cantone Ruccio sono dei veneti che stanno costruendo la casa che vedete là dietro. E alla fine cominciamo col dire veloci. Questa qui è la signorina Anna Rita Selogni, questa qui è la signora Menegondina, alias mia madre, questa invece è la signora Elena, quella che abbiamo visto nella fotografia. Questo è il signor Giorgio Girardi, questo è il signor Gilberto Mazza Picciotti, questa è la signora seconda, Mazia Battiston, sposa in Picciotti. Questo è il bambino, è il Gianluca, è il Giuliano, questo invece è il Gianluca, che tutti hanno 60 anni. Ci sono ancora poi questo signore qui è il Flaviano Girardi, la Nadia Girardi, e questo fustazzo qui è il sottoscritto, versione tanto tempo fa. Io direi a questo punto di... vai avanti, sì, ancora, quindi arriviamo a quello del... Sì, ferma qui. Qui dobbiamo ancora dire, questo è il signor Todeschini, che si sposa per, questo è stato il primo matrimonio tra veneti e meridionali. Questa è la signora Evelina, che era la figlia di un certo Figundio, famiglia Figundio, il cui
Suo bisnonno lavorò quale, chiaramente, manovale al ponte di Brooklyn. Si dice proprio Brooklyn, io ho detto no, Brooklyn, se vogliamo andare d'accordo con i figli. Vai avanti. Vabbè, che saltiamo questi, saltiamo anche... Eccolo qua, fermici. Qui siamo ad una fotografia del 1956, anche quelli di prima erano lo stesso, però questa è la parte in fondo degli uomini, dove si stiamo salendo, siamo dietro su questo pezzo di stradiciola che porta su a San Sebastiano. No? Il fotografo mi porta, abbiamo fatto l'analisi delle percentuali di come, perché, e vengono fuori delle cose interessanti, adesso qui, però vogliamo tra i vari, non so per dire, Zorzan, tra il vario Serra, tra i vari signor Miniggio, bancario, eccetera, eccetera, abbiamo un certo signore, questo qua, un certo signore, detto Contini Salvatore. Questo è stato chiaramente un'ingerenza da parte del nostro amato presidente Sairo, ma non possiamo non dire, è l'unico sardo che abbiamo, eccetera, e lui ha dovuto accontentarlo, con piacere però, accontentarlo con piacere. Il buon Contini Salvatore è chiaramente un sardo di Silanus, che a raccontarvi la vita ci va una mezza giornata, ma saremo brevi. Questo signore, finite le elementari, in campagna, impara ad andare a cavallo a pelo, dietro le pecore, mungere, fare, eccetera, eccetera. 14 anni è il primo e più giovane minatore del Sulcis, voglio dire, 14 anni. Primo giorno di... tutte cose che mi ha raccontato lui, primo giorno di lavoro, e poi me la raccontava, eravamo nella roba, tagliamo tutti i dettagli. Primo giorno di lavoro, segue la squadra, uno gli dice vai a prendermi quello strumento, e lui si torna, nel tornare indietro si perde, non ha imboccato la strada giusta, si perde, e alla fine se ne accorgono che lui mancava quando alla sera, finito il turno, agganciano la famosa lampada e manca quella di questo ragazzo. Allora si mettono a cercarlo e lo trovano. Dopo 2 o 3 ore lo trovano, era in fondo un budello, come si chiama, colicato per terra, dice afono. Lui ha detto io ho chiamato, poi si è scomparsa la lampadina, ha ripreso a parlare dopo 3 giorni, per farla breve. 1941 viene chiamato, arriva in continente, non in continente, nel continente, per fare, e lo mandano, lo spediscono a Treviso, dove a fare il militare. Nel 1943, sempre sarebbe da raccontare, l'hanno messo in galera perché l'hanno accusato ingiustamente, siamo aperti, tagliamo via tutto. Nel 1943 difende la nostra amata patria contro l'invasione anglo-americana, no? Chiaramente finito prigioniero, scappa dagli inglesi filandosi fuori da un finestrino, scendendo giù lungo la gronda di 3 piani, eccetera, eccetera, no? Arriva per farla, lui voleva andare, allora era caduto il fascismo, quindi lui voleva tornare a casa. Nel tornare a casa ruba nei grandi mercati di Palermo, lo vedono, qualcuno lo dice, tu amico il sole, dice io ho fame, ti faccio lavorare io. E era la forza brutta che quando rubavano dagli americani in camion, andavano, loro erano quelli che lo scaricavano di qua e di là. E una sera, festeggiando uno di questi ben riusciti incontri, lavori, conosce il bandito Giuliano. Il bandito Giuliano ve la racconterò in maniera interessante un'altra volta, però lui ha stretto la mano, per lui non era il bandito Giuliano, per lui era, mi ricordo, per lui era il maestro Giuliano, no, tanto per dire le cose. Guerra finita, cosa fa? Torna in miniera. Torna in miniera e questa volta ci resta sotto. Armavano le centine delle grotte e lui resta sotto. Praticamente franno giù tutto, 36 ore è rimasto coperto, salvato perché una trave nel cadere, finisco. E con questa poi si salva perché una trave gli ha protetto la testa, aveva 26 fratture. Finita l'esperienza della miniera, cosa fa? C'aveva una sorella qui in quel di Bauserone, che ha Villino Veglia, perché loro noi immigrati ci mettevano nei villini, no? Tanto per dire, che non è proprio così, e viene in quel di Pettinego. Breve, fece 25 anni il postino, amato da tutti,
chiaramente con la diffidenza iniziale, ma da tutti, costituì il circolo familiare Arci, fu presidente dell'ANFS, cioè una figura interessante di cui noi qui intorno abbiamo un ottimo ricordo. E con questo abbiamo finito. Ho dovuto tagliare molto, ma se vi raccontavo tutto adesso, come mai potete poi andare a comprare la storia che faremo? Va bene, grazie a voi. Fermi. Tutto questo che io vi ho raccontato, non me ne voglia il Presidente, tutto questo è stato, ripeto, grazie alla signora Lucia che avete visto lì, che schiacciava i pulsanti, chiaramente non fa quello che vuole, no? E la sua amata zia. No? Senza queste due figure non avremmo fatto questa legge e non saremmo stati qui. Grazie. Siamo arrivati in fondo, abbiamo ascoltato tante storie, dobbiamo ringraziare per primi quelli che hanno avuto la pazienza di rimanere ad ascoltarci. Abbiamo parlato di paesi, di storie, di persone. Mi viene in mente una piccola frase di Cesare Pavese nella Luna e i falò, che dice che un paese è la gente che lo abita e dove ci sono le persone, la terra, i sassi, i muri che sono parte di te, che appartengono a te e sai che anche quando non ci sei ti aspettano. Quindi grazie a tutti e vi passo la parola. Giustamente diceva, grazie a voi della pazienza che avete avuto fino adesso per ascoltarci, storie interessanti. Abbiamo cercato di riassumerle in una mattinata, ma prima di chiudere mi ha chiesto un minuto piccolissimo il nostro direttore scientifico. Grazie. Allora sarò brevissima. Vi voglio solo dire questo, riguardo mio nonno paterno, mio nonno Zangrossi, o meglio Zangrossivich Josef. Allora, era di madre viennese, di padre di Lubiana, sloveno, viveva a Trieste, scoppia la prima guerra mondiale, nel 1915 l'Italia entra in guerra. Lui adorava Trieste e, vestito da donna, con altri ragazzi sono riusciti a uscire dal confine austro-ungarico e italiano per venire a combattere per Trieste libera. È un modo diverso di emigrazione questa. È sopravvissuto la guerra e tutto, io l'ho conosciuto. E mi è rimasto nel cuore questa storia. Sembra che ci sia una copertina del Domenica del Corriere che ritrae, un disegno che ritrae questi ragazzi con il fularino in testa che sembrano donne. Chissà se gli altri sono sopravvissuti. Grazie. C'è ancora un brevissimo cenno del professor Perino. Una cosa velocissima, brevissima. Stamattina abbiamo sentito parlare di tante storie, no? Allora, per passare dal passato al presente e al futuro, mi permetto di dire una cosa, e la dico perché c'è il sindaco. Perché non pensare a un foglio di informazione, a un bollettino di informazioni che colleghi il paese agli immigranti che sono fuori? Questo li farebbe sentire uniti, veramente. Non vuol dire più pensare al passato, che è tanto bello, ma pensiamo al futuro, al domani. Una proposta che rilanciamo giustamente, il sindaco sorride già, perché chiaramente chi ha titolo e chi ha possibilità di fare ciò è sicuramente il sindaco. A me preme portarvi i saluti da parte del nostro parroco. Il sabato e la domenica, mi ha detto Battista, sono i giorni lavorativi per noi, per cui se tu fai in settimana è più facile la presenza.
Volevo dire ancora che da oggi il nostro museo, mettendo in collegamento i 3 musei di Pettinengo, ma in senso più esteso 3 musei della rete museale biellese, chi viene al nostro museo con i 2 timbri di altri 2 musei e mette il timbro del nostro museo, doniamo il libro della dottoressa Zangrossi, oppure a scelta un libro edito dal nostro circolo. L'altra cosa, ho piacere di comunicarvi che abbiamo nominato addetto stampa di questo convegno Giacomo Aramella Pralungo. Prego, alzati Giacomo, dove sei? Ecco. Che ha avuto piacere di averlo come allievo 50 anni fa, 40 anni fa, e che mi ha detto: Battista, lui una bella penna, ha detto: faccio io il servizio per la relazione, per la stampa, per quanto riguarda questo museo. E ultima cosa, volevo ringraziare Vanessa, che è la ragazza con la macchina fotografica, 21 anni, lei ha lavorato con noi quando ne aveva 17, ha fatto il collegamento diretto del concerto della banda militare della Brigata Sassari dalla Basilica di San Sebastiano, e lei insieme a un suo coetaneo, anzi un anno in più, che è Samuele Osti, è un compaesano un vostro compaesano di Pettinengo, che è Iorfino, per cui Lorenzo Iorfino, che ha preso casa qui sopra. Lorenzo sta studiando a Roma, non può essere qui con noi oggi in quanto impegnato per la festa di Santa Maria della Neve, è impegnato con la televisione vaticana, per cui abbiamo queste migrazioni e questi ragazzi che lavorano, per cui abbiamo buone speranze davanti a queste presenze, a queste disponibilità, che il futuro possa avere gambe per camminare autonomamente. Non solo, il cenno interessante che ha fatto la piccola fata, che non vedo più, anche se sono senza occhiali, però non c'è, non ha importanza, ha detto: anche il sindaco è stato allievo alla scuola di piccola fata. E abbiamo le fotografie del sindaco che faceva i corsi di piccola fata, per cui no, solo un dettaglio. Io e il consigliere Samuele Ratti siamo stati i primi operatori ecomuseali del Musa, e quindi in questo senso siamo stati i primi operatori della rete museale. Siccome non sapevo, ho sentito oggi questa notizia, chiaramente mi viene ricalibrata giustamente. Per cui niente, questa in realtà è un sindaco giovane e speriamo di poter continuare e potenziare l'attività, anche mettendo mano alla pubblicazione dei lavori di oggi, che sono interessanti e che renderemo quanto prima disponibili alla popolazione e al pubblico, e sperando di portare a termine con l'amministrazione comunale e con Pace Futuro, che ha resistito giustamente fino alla fine durante questo convegno, di poter portare a termine questo lavoro di cui ci ha edotto ampiamente sia a Mario Menegon che Pierluigi Perino. Io vi ringrazio. I lavori riprendono oggi pomeriggio alle ore 16 nel cortile del museo, con la forgia che verrà allestita per la produzione dal vivo degli scacciapensieri con Luca Boggio. Sono quelli che arriveranno per la seconda infornata insieme ai suonatori, che nel frattempo ci allieteranno durante il pomeriggio mentre arrivano gli altri musicanti, e alla sera poi l'appuntamento alle ore 21 è tutti in piazza San Rocco. Per andare in piazza San Rocco è molto semplice per chi non è di Pettinengo: segua l'allestimento fotografico che mette in collegamento per 600 metri il Museo delle Migrazioni con gli altri 2 musei. Simbolicamente anzi materialmente è rappresentato un percorso che è un percorso di unione, che oggi, grazie al DOCPIG, grazie agli amici di Piccola Fata del Museo dell'Infanzia, si è concretizzato con questo momento importante, che speriamo di poter, anzi vogliamo che continui, faremo di tutto affinché continui, anche con altre iniziative comuni, magari coinvolgendo quelle che sono le altre 12 associazioni di Pettinengo. Ultima cosa, questa chiesa la vedete, è una chiesa che il nostro circolo ha avuto con apposito strumento ad actum
dalla curia di Biella e ancora un anno sarebbe crollata, abbiamo rifatto tetto, micropalificazioni dalla sinistra e tutto quanto, messa in sicurezza antisismica eccetera. Primo lavoro che abbiamo fatto in questa chiesa, abbiamo diviso in 12 sezioni le pareti, abbiamo chiesto alle 12 associazioni di Pettinengo che scrotassero per 1,5 metri più o meno, 1,20 metri, ognuno in lunghezza. Materialmente abbiamo voluto che la chiesa venisse rimpossessata dagli abitanti di Pettinengo. È la chiesa di Pettinengo, noi facciamo degli interventi, va bene, li colleghiamo con le scuole, il restauro del tabernacolo, abbiamo fatto un progetto apposito con il liceo scientifico, con le persone portatrici di handicap affinché imparassero ad orare, a marmorizzare alla veneziana. Pace Futuro è intervenuta facendo il restauro della pala d'altare, della pala seicentesca, che è interessantissima perché è la prima raffigurazione pittorica della Madonna di Europa, quella che abbiamo qui in Pettinengo, per cui il coinvolgimento delle associazioni su questo tessere insieme, che è il titolo di una bellissima iniziativa di questo Paese, noi cerchiamo di metterlo in pratica, anche grazie alla vostra presenza di oggi, dove questo andare avanti e indietro della scuola tra i fili di Ordito noi cerchiamo di metterci trama insieme a tutti voi. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 16. Vi ringrazio.